Buongiorno e ben ritrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste, rassegna stampa alla prima ora, poi il dialogo con gli ospiti dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 con le vostre mail e naturalmente anche con le vostre telefonate. Vedremo il Piccolo, il giornale locale, leggeremo titoli e articoli, ovviamente inizieremo però fra poco con la situazione meteo, sia per oggi ma anche per i prossimi giorni, perché finalmente sembra che la prossima settimana ci possa essere stabilità e quindi bel tempo su tutta la regione. Vediamo la situazione generale intanto. Sull'Italia si va indebolendo un temporaneo promontorio anticiclonico. Venerdì affluiranno correnti sud-occidentali progressivamente più umide. Nella notte tra venerdì e sabato debole fronte che interesserà la regione con correnti meridionali in quota. Da sabato affluiranno correnti progressivamente più secche nord-orientali. Oggi, venerdì 31 gennaio, al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata probabile un aumento della nuvolosità fino a cielo nuvoloso o coperto, dal pomeriggio comunque dalla sera, quando inizieranno le prime deboli precipitazioni, quota neve sui 1200 metri circa, temperature minime tra i 5 e gli 8 gradi, le massime tra i 9 e i 12. Il tempo per domani, sabato 1 febbraio, nella notte al mattino cielo coperto con piogge sparse in pianure, in genere deboli o moderate, e qualche debole nevicata in montagna oltre i 1000 metri circa, temporaneamente a quote più basse, forse fino a 700 metri sul Tarvisiano. In giornata miglioramento su pianure costa con schiarite, sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino o Bora moderata, temperature minime tra i 6 e i 9 gradi, le massime tra i 9 e i 12. Bel tempo domenica 2 febbraio con un cielo prevalentemente sereno, possibile presenza di nubi basse nel fondovalle tarvisiano al mattino, sulla costa Borino in intensificazione in serata a Trieste, zero termico in risalita a 2000 metri circa, temperature minime tra i 5 e i 7 gradi, le massime fra gli 11 e i 13, poi la tendenza anche per lunedì 3 febbraio con il vento di Bora che soffierà sulla costa in maniera però moderata, salvo a Trieste, in realtà ecco qua sostenuta, zero termico sempre intorno ai 2000 metri, ma sole dappertutto in tutta la regione, qualche banco di nebbia al mattino, presenza di nubi basse nel fondovalle tarvisiano sempre nelle ore mattutine, poi si aprirà appunto una settimana tendenzialmente di bel tempo con giornate soleggiate. Andiamo sulla prima pagina del Piccolo che apre con il tram che finalmente riparte, una data storica dopo 8 anni dall'incidente. Inizialmente in servizio ci sarà solamente una vettura, ma da domani, sabato 1 febbraio, c'è il riavvio della linea e Trieste Trasporti stessa ha annunciato appunto la ripresa della trenovia che collega Trieste a Officina. Primi viaggi dopo oltre 8 anni dall'incidente. Il tram ripartirà quindi domattina dopo uno stop lunghissimo. La carrozza 401 lascerà Piazza del Mazzi alle 6:53. L'ultima corsa farà ritorno alla stazione di Officina alle 20:18. Trieste Trasporti dirama l'annuncio che era atteso appunto da quest'ultima. L'ultima corsa fu del 16 agosto 2016. Le novità poi le vedremo magari a pagina 20 per gli orari e le carrozze che saranno appunto in azione. Giovane morto, indagine per omicidio stradale, si parla del tragico schianto di auto contro moto in via Coroneo. La procura ha acquisito il verbale e le immagini delle telecamere sul tragico incidente in moto di mercoledì mattina in cui ha perso la vita il 26enne triestino Luca Grieco. Il pubblico ministero Cristina Bacer aprirà un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica è ricostruita minuziosamente negli atti della polizia locale, se ne parla a pagina 21 del quotidiano. Doppia galleria, il comitato solleva il rischio delle vibrazioni. Dopo il ricorso al TAR, il rischio che le ultime tracce della Muggia medievale vengano minate dal raddoppio della galleria, se ne parla a pagina 27 del quotidiano, in 200 all'incontro a Muggia proprio per discutere della cosa. Un cimitero delle macchine fra la vegetazione dell'altipiano, carcasse d'auto sui sentieri del Carso, il reportage del Piccolo che racconta appunto il fenomeno delle vetture
abbandonate. Vediamo anche la politica nazionale, la Premier danno per il paese, Meloni attacca sul caso Al-Masri, le toghe vogliono governare, indagarmi è un danno alla nazione, se i giudici vogliono governare si candidino, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in videoconferenza, in videocollegamento con l'evento La ripartenza a Milano sul caso Al-Masri. Sale altissima la tensione centrodestra toghe, il bersaglio è il capo dei PM romani, Lovoi, e Tajani parla di giustizia a orologeria. Questa è la situazione che ben sappiamo quindi sul caso nazionale. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, perché apre appunto con la notizia che abbiamo appena letto: toghe l'affondo di Meloni, vogliono governare, si candidino, le opposizioni replicano, venga in aula la Premier e il caso Al-Masri, indagarmi atto voluto, un danno però al paese, così appunto parla Giorgia Meloni. Voli di Stato, tensione con Lovoi, il capo dei pubblico ministero a Roma. Indagarmi è un danno alla nazione, mi manda ai matti, se i giudici vogliono governare si candidino, così la Premier Giorgia Meloni ieri a Milano nell'evento citato prima, nel mirino la sua iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento e peculato per la liberazione del generale libico Osama Al-Masri, tensione con il procuratore di Roma Lovoi per i voli di Stato. L'opposizione attacca, Meloni venga in aula a spiegare questo appunto lo scontro tra centrodestra toghe. Scontro in cielo, 67 le vittime, Trump attacca, c'è un errore umano durante l'addestramento all'origine del disastro aereo avvenuto nei cieli di Washington tra un jet e un elicottero militare impegnato in una simulazione notturna. Non ci sono superstiti né dell'American Airlines in rotta da Wichita, Kansas, né sul Black Hawk dell'esercito degli Stati Uniti, spezzati e finiti nel fiume Potomac. 67 le vittime e appunto a pagina 12 e 13 del quotidiano se ne parla. Torniamo sul piccolo, parla anche di generali, lo vedevamo anche nel taglio in prima pagina, il CEO Donnet all'Investor Day alle procure vecchie, il leone è più forte che mai, alto il valore per i soci, non ha dubbi il CEO di Generali, oggi l'azienda è più forte che mai, il CEO del Leone di Trieste presenta il suo quarto piano industriale con la sicurezza di chi ha superato tempeste e insidie, alcune arrivate dal mercato, altre giunte da una battaglia sulla governance che si è consumata 3 anni fa. L'Investor Day di Generali per erigere l'architrave dello sviluppo futuro della compagnia si è tenuto nelle procuratie vecchie di Venezia, un luogo con un profondo significato per il gruppo assicurativo. Lì da quelle finestre, ognuna ornata da una vetrofania del Leone di San Marco, si affacciava una volta la direzione italiana del gruppo. Insomma, il luogo che richiama le radici profonde della compagnia, non un dettaglio, Donnet vive lì, tra le calli, segnale di un radicamento che non è solo simbolo, ma è postura. Ma vediamo i numeri, il piano battezzato Driving Excellence punta a rafforzare le relazioni con i clienti e agenti con un focus sempre più spinto sull'asset management, esula la tecnologia, il messaggio agli investitori è chiaro, il rendimento resta la priorità, 7 miliardi di dividendi, almeno 1,5 miliardi di buyback, di cui 500 milioni già nel 2025. Qual è l'obiettivo? Accelerare la crescita del dividendo per azione a doppia cifra. Questi i piani appunto di Generali. Mediobanca ha convocato il patto di consultazione, fari puntati a nord-est, alla riunione fissata per il 19 febbraio, parteciperanno anche Mediolanum e il gruppo Pittini, da Benettona del Vecchio e Amenduni, tutti i protagonisti del grande risico finanziario. Andiamo avanti con il quotidiano, ritorniamo alla notizia che leggevamo prima per quanto riguarda la politica, alta tensione, Meloni, indagarmi danneggia il paese, la Premier va all'attacco, se le toghe vogliono governare si devono candidare e Tajani, il ministro degli esteri, rincara la dose, il libico scarcerato dagli stessi giudici. L'avviso di indagine della Procura di Roma sul caso ha fatto un danno alla nazione ed è l'esempio di come un pezzetto di magistratura vuole governare, ma allora si candidino, non si può fare che loro governano e io vado alle elezioni. Secca la replica
dell'Associazione Nazionale Magistrati. I magistrati non fanno politica, sarebbe auspicabile che i politici non provassero a sostituirsi ai magistrati, lasciando loro il compito istituzionale di esaminare e valutare gli atti processuali senza impropri condizionamenti. Se le sono arrivati suggerimenti politici e legali a scegliere toni prudenti, Giorgia Meloni non li segue e con gli alleati su questo fronte è perfettamente allineata. La maggioranza che è compatta fra Antonio Tajani, che ritiene bizzarro che ogni atto del governo debba essere sottoposto al giudizio della magistratura, e Matteo Salvini, che esulta per l'archiviazione dell'indagine sul suo fedelissimo Armando Siri. Un altro fallimento di una giustizia che ha invaso il campo della politica. Fonti qualificate assicurano che l'esecutivo non ha posto il segreto di Stato sulla vicenda del libico, e questo implica che i ministri potranno riferire in Parlamento. Meloni continua a scappare, dovrebbe riferire al Paese nelle sedi istituzionali e non ai propri follower, attacca la leader del Partito Democratico Elly Schlein. Il danno d'immagine, la tesi del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, è aver fatto la scelta politica di sfregiare la legalità internazionale imbarcando su un volo di Stato a nostre spese un criminale con accuse anche per stupri a bambini di 5 anni. Questa insomma è la situazione che si sta delineando per il caso Al-Masri. Vedete anche la tabella preparata dal giornale, le tappe della vicenda. Il 6 gennaio il capo della polizia giudiziaria libica inizia il suo viaggio per l'Europa volando da Tripoli a Londra e facendo scalo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Poi il 13 gennaio, dopo essersi trattenuto nella capitale britannica per 7 giorni, Al-Masri si trasferisce a Bruxelles in treno e poi prosegue diretto in Germania viaggiando in macchina. Nessun paese ne segnala la presenza. Poi il 16, durante il suo tragitto verso Monaco, l'uomo viene fermato dalla polizia per un controllo di routine e gli agenti lo lasciano proseguire. Il 18 gennaio la Corte Penale Internazionale, con una maggioranza di 2 giudici a 1, spicca un mandato d'arresto sul generale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nella prigione di Mittiga. In quel carcere, sotto il suo comando, secondo i documenti dell'AIA, sarebbero state uccise 34 persone e un bimbo sarebbe stato violentato. Il 19 gennaio Al-Masri, da poco arrivato a Torino, viene fermato e messo in carcere dalla polizia italiana. Poi, il 21 gennaio, il comandante viene rilasciato su disposizione della Corte d'Appello a causa di un errore procedurale. Nello stesso giorno viene rimpatriato dall'Italia su un volo di Stato. Queste le varie tappe della vicenda sul caso Al-Masri. Andiamo avanti sul quotidiano fino a raggiungere le pagine più triestine. Eccole qua. Il tram di Opicina riparte domani, primi viaggi dopo oltre 8 anni di stop. La linea inizialmente sarà ripristinata in modalità ridotta, una vettura e 19 corse tra andata e ritorno. Su questo sì, abbiamo realizzato un servizio del tram che torna finalmente a muoversi a Trieste per tutti, quindi con però, dicevamo, una sola vettura inizialmente. Insomma, vediamo il nostro servizio e poi vedremo anche altri dettagli. Però adesso se non parte all'1 ma parte... Il sindaco di Piazza un paio di giorni fa ancora non aveva ufficializzato la notizia. Ora, attraverso un comunicato stampa, vi è finalmente la certezza. Sabato 1 febbraio ritorna il tram di Opicina. La prima partenza della giornata è alle 6:53 da Piazza Dalmazia, da cui si muoveranno e dove arriveranno tutte le vetture. L'ultimo tratto di binario fino a Piazza Oberdan non sarà dunque percorso. La prima corsa da Opicina a Trieste partirà alle 7:43. L'ultima corsa della giornata arriverà a Opicina alle 20:18. Nelle prime settimane Trieste Trasporti riattiverà il servizio con una sola vettura. Nelle prossime settimane, con il completamento dell'installazione dei nuovi sistemi frenanti, anche le altre vetture progressivamente rientreranno in servizio. Per i primi giorni sono dunque previste 10 corse verso Opicina e 10 corse verso Trieste. Quindi, con il servizio a pieno regime, secondo il nuovo orario già disponibile, le corse giornaliere saranno 20 verso Trieste ed altrettante verso Opicina.
Si chiude dunque un capitolo lunghissimo che ha comportato la sospensione del servizio a partire dal 16 agosto del 2016 in seguito ad un drammatico incidente. Da allora poco meno di 9 anni caratterizzati da richieste di adeguamento a bordo degli stessi tram lungo il tragitto e contrassegnati da una serie di polemiche. Il tutto si spera messo definitivamente in deposito a partire dalla prima mattina di dopodomani. Bene, così nel servizio di Umberto Bosazzi, quindi nuovi orari e carrozze, come cambia il servizio durante il primo mese, la proposta quindi di esercizio di Trieste Trasporti, il tram di Opicina che riparte domattina, ma per il primo periodo appunto il servizio sarà ripristinato con modalità e orari provvisoriamente ridotti rispetto a 8 anni e mezzo fa. Nelle prime 2 settimane di esercizio fino a lunedì 17 febbraio la linea potrà contare su una sola carrozza, la numero 401, considerato che una seconda verrà tenuta come riserva in caso di necessità. Il tram viaggerà a regime inizialmente ridotto, 19 corse al giorno dal lunedì alla domenica, 10 in andata da Piazza del Mazzi e 9 al ritorno da Opicina, con una corsa ogni ora e 26 minuti. Poi a partire da lunedì 17 febbraio fino a domenica 2 marzo compresa si aggiungerà la seconda vettura, con la terza tenuta come riserva. Per questa fase è previsto un totale di 39 corse al giorno, 20 in andata e 19 al ritorno. Le prime partenze saranno da Piazza del Mazzi, come si diceva, alle 6:53, da Opicina alle 7 con una corsa ogni 43 minuti, le ultime corse partiranno nella rimessa di Piazzale Monterey alle 19:54, da Piazza del Mazzi alle 20:30. Il servizio tornerà quindi a regime da lunedì 3 marzo, quando il tram potrà infine viaggiare con 3 vetture. A quel punto Trieste Trasporti prevede un totale di 58 corse al giorno, 29 in andata, 29 al ritorno. Le prime partenze da Opicina alle 7, da Piazza del Mazzi alle 7:22, le ultime lasceranno Opicina alle 20:04 e Piazza del Mazzi alle 20:26, con una corsa ogni 28 minuti. Ci fermiamo per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per conoscere il traffico, credo scarso ancora a quest'ora, ed eventuali notizie delle prime ore. Luisa Mastracchio con noi, ispettore capo della Polizia Locale. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori. Sì, allora come ha detto lei il traffico è scarso, è stato scarso anche nella serata di ieri e nella notte. Infatti la notte è trascorsa piuttosto tranquillamente con interventi di routine, un solo incidente in via Costalunga, via della Pace, con però lesioni non diciamo importanti, ecco. E poche anche richieste per quanto riguarda le soste irregolari, in particolare su Passi Carai. Posso anche dire pochissime richieste per musica proveniente da locali, insomma oltre l'orario consentito. E dunque per la giornata di oggi ricordo sempre appunto i divieti, gli ultimi divieti appunto sulla sede tranviaria di via Martiri della Libertà in vista della appunto prevista ripartenza del tram. E ricordo che nei prossimi giorni è anche prevista la chiusura della Galleria Sandrinelli, sempre per lavori di manutenzione, pertanto si dovrà ricorrere a itinerari alternativi come per l'altra volta, come è successo l'altra volta, insomma. Quindi i cittadini saranno forse già abituati da una parte a questa chiusura. E ancora una cosa, anticipo per domani è prevista una partita di pallacanestro con inizio alle 20:30, anche là insomma normalmente afflusso di persone piuttosto importante, comunque come al solito prevista la presenza di nostre pattuglie in zona, insomma, sulla sede viaria. E guardi, altre cose, cantieri particolari oggi non ce ne sono, e le restituirei la linea e saluterei lei e i telespettatori. Grazie, un saluto a lei e ovviamente a tutti i suoi colleghi, buon lavoro a tutti quanti. Grazie Luisa Mastracchio. Grazie molte. Grazie a lei, salve. Grazie, arrivederci. Bene, torniamo a parlare di una drammatica notizia per quanto riguarda l'incidente di mercoledì mattina che ha spezzato la vita del 26enne Luca Grieco. L'auto ha tagliato tutta via Coroneo. Ora l'indagine è per omicidio stradale. Le immagini sono state acquisite dalla procura, ricostruiscono la dinamica e la morte del giovane motociclista. Quindi la procura ha acquisito il verbale e le immagini delle telecamere sul tragico incidente in moto di mercoledì mattina in via Coroneo, in cui ha perso la vita il 26enne triestino Luca Grieco. Il PM Cristina Bacera aprirà quindi un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica è ricostruita
ricostruita minuziosamente negli atti della polizia locale e appare ormai chiara. I video, oltre a documentare lo spaventoso impatto che la Triumph Trident 660 su cui viaggiava il ragazzo e la Subaru Forester condotta dal 74enne triestino mostrano anche gli istanti precedenti allo scontro, quelli in cui si vede che l'auto taglia via Coroneo per imboccare Foro il Piano. Stando a quando si apprende, la Subaru in quel momento, sono circa le 11 mattina, è ferma sulla corsia di destra della carreggiata che porta in direzione di via Fabio Severo. Il veicolo è posizionato praticamente in prossimità dell'incrocio con via Zanetti. L'automobilista aziona la freccia e svolta a sinistra. La strada in quel momento è libera, circostanza strana visto il traffico mattutino che caratterizza di norma via Coroneo. La Subaru percorre la carreggiata quasi trasversalmente. Uno scooter riesce a evitare la macchina frenando in tempo, mentre la Triumph di Grieco, che viaggia a velocità sostenuta, si scontra in pieno, impattando sullo spigolo sinistro dell'auto. Il 26enne resta aggrappato al manubrio per qualche istante, forse per un gesto istintivo, facendo un volo di almeno 7 metri e sbatte la testa su uno dei paletti situati a bordo del marciapiede di Foro il Piano. La moto centra un bidone della spazzatura metallico, facendolo proiettare su un'auto parcheggiata e poi piomba contro il muro del tribunale. Il giovane invece finisce con un casco sotto all'altra vettura posteggiata e lì rimane incastrato fino all'arrivo dei soccorsi. I passanti che camminano sul marciapiede colti di sorpresa rischiano di rimanere investiti dalla moto e dal bidone, ma riescono a spostarsi. Intanto Grieco è intrappolato sotto l'auto in posizione prona, non respira e va in arresto cardiaco. Un'avvocata vede la scena e chiama immediatamente il 112. I sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza e un'automedica in attesa dei vigili del fuoco sollevano la macchina per liberare il giovane e iniziano le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, alternandosi con i pompieri non appena raggiungono il punto dell'incidente. Il cuore del 26enne riprende a battere. Grieco viene portato a Cattinara. I successivi esami, tra cui l'attacco, evidenziano però gravi lesioni cerebrali, traumi alla colonna vertebrale, al torace e a una gamba. Le sue condizioni sono disperate e non c'è speranza che sopravviva. È stato troppi minuti in arresto cardiaco. Grieco stava andando a ritirare all'università la tesi di laurea per la sua fidanzata. Luca, determinato fra sport e lavoro, ragazzo d'oro nei nostri cuori, i ricordi di chi lo conosceva. Aveva 26 anni, un mazzo di fiori messo al semaforo dove è avvenuto l'incidente. Questa è la foto della vittima e qui invece il mazzo di fiori bianchi col nastro "Sarai sempre nei nostri cuori", messo proprio sul semaforo da amici e familiari. Sotto i soccorsi, sotto invece nelle foto i soccorsi e le fasi della rianimazione in strada subito dopo il tragico incidente. Ci sono i fiori ora sul semaforo di via Coroneo davanti al tribunale con una scritta affettuosa: "Luca sempre nei nostri cuori", e ci sono i ricordi dei familiari, degli amici e dei colleghi costretti a fare i conti con il pensiero insopportabile della sua scomparsa, un dramma che in queste ore ha sconvolto la città. Morire con la moto a 26 anni in pieno centro di mattina è qualcosa che non si può digerire. Luca Grieco era un agente immobiliare di Opera con sede in piazza Ponte Rosso e succursale in viale 20 settembre. Determinato e concreto, si legge nella descrizione che il giovane aveva fatto di sé sul sito dell'agenzia. Chi lo conosceva bene conferma, sì, era davvero così e anche ambizioso. Prima ancora Grieco aveva lavorato nella società di pratiche automobilistiche Agenzia 4P SRL di via Coroneo, aveva frequentato economia e management all'università e amava i motori, le automobili e le moto. Praticava sport ed è stato schermista della ginnastica triestina fin da giovanissimo. Negli anni dell'università era rimasto affascinato dal mondo politico, aveva fatto parte dei giovani di Forza Italia che poi aveva deciso di lasciare per dedicarsi completamente alla professione da agente immobiliare, così da costruirsi una vita autonoma. In passato aveva fatto attività politica con noi per circa 3 anni quando era giovanissimo, racconta Giacomo Manià, segretario regionale dei giovani di Forza Italia. Era un ragazzo d'oro, lo continuava a incontrare al bar, andavamo a bere il caffè assieme e parlavamo di lui, del suo lavoro, del suo desiderio di essere indipendente, una persona determinata, ambiziosa, precisa, sempre disponibile. Parlava bene della sua professione da agente immobiliare, era felice, anzi direi entusiasta, e aveva le sue soddisfazioni. Risale al periodo da studente anche l'impegno con il Leo Club Trieste, lo avevo conosciuto, ricordo l'ex consigliere regionale comunale Piero Camber. Luca era un ragazzo attivo politicamente, poi aveva fatto una scelta di vita diversa per dedicarsi di più al lavoro, ma è sempre rimasto un amico per tanti dell'ambiente. Mercoledì mattina Luca si stava recando all'università per ritirare la copia del diploma di laurea della fidanzata. Era uscito dall'ufficio
dell'ufficio ripercorre il 25enne Francesco, collega e amico. Per questo motivo la sua ragazza aspettava un messaggio da Luca che però non arrivava, non rispondeva al telefono, il tempo passava. Io e lui invece, ricorda l'amico, dovevamo vederci poi in agenzia, solo che non tornava. A un certo punto sul cellulare mi è comparso l'articolo dell'incidente in moto di via Coroneo, l'età coincideva, allora sono uscito per percorrere la strada che aveva fatto Luca. Quando il collega arriva in via Coroneo, vede la moto riversa per terra, l'ambulanza, le pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco, il traffico bloccato, la gente attorno. È così che scopre che è rimasto coinvolto proprio il suo amico. Luca era una persona solare, afferma Francesco, per me era anche un compagno di avventure e di viaggi in moto, andavamo anche in vacanza assieme. Insomma, drammatica vicenda e il ricordo di amici che hanno speso appunto queste parole per il loro caro scomparso. Auto attrezzate per gli arresti e più agenti per la polizia locale. Il reparto motorizzato della municipale ha raddoppiato l'organico in 2 anni, ha acquistato 3 macchine con celle di sicurezza per contenere i fermati. Motivo per cui anche noi abbiamo fatto un servizio sul tema, naturalmente, che adesso quindi rivedremo. Basta con la vecchia concezione dei vigili urbani, la polizia locale è sempre più una forza di polizia che opera a 360 gradi, anche con il servizio notturno fino alle 2. Uno degli esempi più lampanti di questa operatività a presidio della sicurezza del cittadino è il reparto motorizzato composto da 52 effettivi con a disposizione 8 moto e 12 autoveicoli, fra cui figura anche la nuova Fiat Tipo dotata di cellula di sicurezza, un presidio sempre più fondamentale in caso di arresto di facinorosi, che si somma al tradizionale lavoro su incidenti stradali, controlli, emergenze su strada, indagini, oltre al supporto ai grandi eventi e all'attività di divulgazione. Sono il pronto intervento della polizia locale, quelli che si occupano di rilevare gli incidenti, ma anche delle eventuali indagini che servono successivamente agli incidenti stessi. Si occupano del controllo stradale, si occupano di tutto quello che concerne la viabilità e il traffico nella nostra città e inoltre sono quelli che vanno nelle scuole a parlare di educazione stradale. Questo è un tema molto importante a cui tengo tantissimo. È fondamentale che siano gli stessi operatori, quelli che vivono la strada, che vedono gli incidenti, a parlare con i nostri ragazzi, perché rendono evidentemente le lezioni particolarmente coinvolgenti. Sono 52 operatori altamente formati che ultimamente abbiamo anche affiancato al nucleo interventi speciali, quindi c'è un passaggio di informazioni, di competenze, di formazione tra questi 2 nuclei, perché questi operatori devono essere in grado di gestire tutto ciò che succede nella strada. Gli svaligiano la casa mentre è al lavoro, rubati 400 euro, torna dal lavoro e trova la casa svaligiata. È successo mercoledì sera a un residente di via Commerciale. I ladri hanno rubato circa 400 euro in contanti. Per entrare nell'abitazione hanno rotto una finestra del bagno. Abbiamo anche questo servizio. Grande Enzo, grandissimo, mandiamolo. Momento delicato a Trieste sul fronte sicurezza, in particolare riguardo furti in esercizi commerciali e appartamenti privati. L'ultimo, notificato ai carabinieri, si riferisce alla giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio. I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento in via Commerciale su richiesta del proprietario che nel rincasare ha trovato la casa a soqquadro. I ladri hanno forzato la finestra del bagno e si sono introdotti nell'alloggio rubando circa 300-400 euro in contanti e lasciando la casa in disordine. I carabinieri della stazione di Guardiella hanno svolto i rilievi ma non hanno trovato tracce utili ai fini del repertamento. Questa modalità differisce in parte da altre già segnalate dai proprietari di appartamenti presi di mira dai ladri, che avevano puntato piuttosto alla porta d'ingresso, riuscendo ad aprirla attraverso un mezzo specifico, il cosiddetto grimaldello bulgaro. Questo strumento è già all'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo una campagna informativa, in particolare sui social network, per spiegare la dinamica e fornire suggerimenti utili del caso per evitare spiacevoli sorprese. Appartamenti ma anche esercizi commerciali. Negli ultimi giorni presi di mira tabacchini e bar, senza dimenticare la rapina ai danni della 78enne in via Foscolo. Un momento intenso per quanto riguarda questi fenomeni di criminalità che colpiscono a macchia di leopardo diverse zone della città. Tanto i carabinieri quanto la polizia di Stato hanno spesso dalla loro dei video delle telecamere di sorveglianza posti agli angoli della strada, ma anche quelle private, collocate all'esterno dei locali o quelle interne delle abitazioni private.
Un'ultima notizia prima della pausa pubblicitaria. Anziani travolti sulle strisce, 2 feriti al pronto soccorso. Sono stati investiti sulle strisce da un'auto. 2 anziani ultra ottantenni sono rimasti feriti ieri mattina in via dell'Istria. L'incidente è avvenuto verso le 10, a meno di 24 ore dall'incidente fatale di Forulpiano che ha costato la vita al 26enne Luca Grieco. Fortunatamente l'uomo di 86 anni e la donna di 85 se la sono cavata con ferite lievi. I 2, che non sono congiunti, stavano attraversando la strada all'altezza della scuola elementare quando all'improvviso l'auto li ha colpiti. La Renault Clio viaggiava in direzione del Burlo Garofalo, al volante c'era una donna di 68 anni che dalle prime ricostruzioni non avrebbe rispettato la precedenza. La conducente è rimasta illesa e subito dopo l'impatto si è fermata a prestare soccorso agli anziani in attesa delle ambulanze. I mezzi del 118 sono arrivati pochi minuti dopo. I feriti hanno ricevuto sul posto le prime cure per raggiungere poi l'ospedale di Cattinara, dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, vista anche l'età avanzata. Sono stati rimessi qualche ora dopo con una prognosi lieve. Dei rilievi si è occupata la polizia locale intervenuta in via dell'Istria con una pattuglia. Gli agenti stanno accertando l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione pare che l'automobilista non abbia rispettato la precedenza. Nel primo pomeriggio di martedì la stessa sorte era toccata a un ragazzino di 16 anni, centrato da una vettura di via Ermet a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Lo studente stava tornando a casa da scuola, stando a quanto riferito da una testimone oculare. Il 16enne sarebbe sbucato all'improvviso sulla careggiata in un punto sprovvisto di attraversamento pedonale, per giunta in un momento in cui diluviava. La donna al volante, presa in contropiede, non sarebbe riuscita a evitarlo. Nell'impatto il ragazzino è stato sbalzato a terra dopo un volo di qualche metro, trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico Burlo Garofalo, se l'è cavata con un ginocchio sbucciato e qualche ematoma. Anche in questo caso gli accertamenti e la ricostruzione dell'esatta dinamica sono nelle mani della polizia locale. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo fra poco, abbiamo ancora diverse notizie da leggere a livello di cronaca. Ci vediamo fra poco. Prima mi dicono che è un atto politico e l'unico che vota contro questo atto politico è un sindaco del mio partito, a dimostrazione che poi insomma, tra persone ci si capisce e le soluzioni si trovano. E alla fine un chiarimento c'è stato tra l'assessore regionale Riccardi e il sindaco di Gorizia Ziberna, che al CAL aveva votato contro il piano oncologico regionale, chiedendo tutele per l'eccellenza dell'urologia goriziana. Ho rassicurato il sindaco sul fatto che il comitato oncologico regionale sarà presente anche la componente chirurgica e quindi anche il capo del dipartimento chirurgico del presidio Monfalcone Gorizia farà parte di questo gruppo. Ma il tema più delicato sul tappeto è sicuramente il destino della cardiologia di Gorizia, dopo la delibera della giunta regionale che intendeva concentrare le degenze a Monfalcone, che ha sollevato una vera e propria levata di scudi bipartisan nel capoluogo esontino. Riccardi ha ribadito che la struttura dovrà essere una sola e su tutto il territorio, ma c'è il tempo di decidere dove collocarla. L'Esontino ha la necessità di avere la presenza di una unità di terapia intensiva cardiologica, è evidente, avendo 2 ospedali, Gorizia rivendica una scelta del passato, è evidente che noi però sul fatto che questo territorio abbia una struttura rispetto alle 2 esistenti dovremmo arrivare lì, anche perché se non arrivassimo lì non avremmo la capacità di avere il sistema professionale disponibile. I professionisti non ce li inventiamo e di conseguenza saremo chiamati a questo tipo di decisione. Non dimentichiamo che io sto operando su mandato di tutti i 40 consiglieri comunali di Gorizia, oltre che naturalmente del territorio, perciò il primo risultato condiviso è che l'atto sarà modificato e perciò avremo tutto il tempo di approfondire, come diceva l'assessore, con i tecnici che abbiamo sentito oggi quale sarà la dislocazione. Perciò io ringrazio l'amministrazione regionale per aver accolto naturalmente questo nostro appello. Questo sul piano oncologico. Adesso torniamo però sulla cronaca. L'auto rigata in via del Lavatoio, condannato ex commercialista, quindi la Corte d'Appello gli ha comminato 6 mesi con la condizionale. Il professionista danneggiò un veicolo parcheggiato in prossimità del suo garage. Confermata anche in appello la condanna a 6 mesi con la condizionale subordinata al risarcimento del danno a carico dell'ex commercialista ritenuto responsabile del danneggiamento a un'autovettura parcheggiata sotto il suo studio, una Suzuki rossa di proprietà di un dipendente dell'Agenzia del Territorio.
che è difeso dagli avvocati Fulvio Vida e Jennifer Schiff. Il 4 luglio del 2017 aveva rigato la vettura con un oggetto appuntito su fiancata e cofano. Così l'insospettabile professionista, noto in città in precedenza curatore fallimentare e amministratore giudiziario per conto del Tribunale, nonché consulente tecnico d'ufficio in diversi procedimenti penali e civili, si era trasformato in un vandalo. A incastrare il 73enne erano state le immagini dell'impianto della banca Anton Veneta posizionata all'angolo tra via Filzi e via del Lavatoio. Quei dispositivi, intorno alle 14, avevano ripreso prima il proprietario della Suzuki parcheggiare in via del Lavatoio e allontanarsi verso via Filzi, e poi l'ex commercialista, dopo essere entrato per pochi secondi nel proprio garage di via Filzi, si accostava e indugiava all'altezza della fiancata sinistra, passava davanti alla parte anteriore del mezzo e poi si soffermava sulla fiancata destra. Così si legge nella sentenza. Andiamo a vedere altri casi sempre di cronaca sul Giornale. Minaccia al suicidio, ma i carabinieri evitano la tragedia. È successo a Servola, una tragedia sventata dai carabinieri nella mattinata di ieri, mercoledì 29 gennaio, dove un uomo di mezza età aveva intenzione di compiere il gesto estremo. I militari sono stati avvertiti da un conoscente dell'uomo e sono riusciti a entrare nell'appartamento in cui la persona stava tentando di togliersi la vita. Dopo un momento di sconcerto e disorientamento per l'intervento dei militari, avrebbe tentato di raggiungere la finestra per lanciarsi nel vuoto. I carabinieri sono riusciti a trattenerlo, salvandogli la vita, intervenuti poi i sanitari del 118 che hanno portato il paziente a Cattinara per le cure del caso. Stretta della polizia locale sui parcheggiatori abusivi. L'apice del fenomeno è avvenuto nei giorni di Natale. Durante le festività natalizie la presenza di parcheggiatori abusivi in alcune vie della città si è fatta più importante, tanto che alla sala operativa della polizia locale sono arrivate 15 segnalazioni, che non sono poche, valuta l'assessore alla sicurezza De Gavardo, considerando come non sempre un cittadino che rileva una situazione critica si prende la briga di chiamare la polizia locale. I punti critici sono risultati via 30 ottobre, via Machiavelli, piazza Giotti, ma soprattutto le rive, con esattezza in piazzale Straulino, la zona davanti alla stazione marittima e a Itali. Ad agire indicando i posti auto liberi e avanzando richieste di denaro sono soprattutto venditori ambulanti che proprio nei periodi di maggiore vivacità di Trieste, della città, sostano nei punti di forte afflusso di automobili alla ricerca di un parcheggio. Viste le tante segnalazioni, da metà dicembre gli operatori del nucleo interventi speciali hanno iniziato a pattugliare la zona. Inoltre è stato dirottato sulle rive anche il personale di vigilanza ausiliaria e le guardie giurate, per capirci, presenze che hanno avuto una funzione deterrente, hanno consentito di combinare 2 sanzioni con allontanamento e con l'avvio della procedura di DASPO a cui è soggetta la zona delle rive, peraltro, che ora dovrà essere valutata dal questore. Anche nel mese di settembre erano state combinate sanzioni a persone che esercitavano l'attività di parcheggio abusivo in maniera molesta, pretendendo un corrispettivo non dovuto per l'indicazione del posto libero. Da una rapida valutazione del fenomeno, l'assessore De Gavardo rileva come sulle rive tenda a ridursi quando arrivano le navi da crociera e di conseguenza c'è un minor numero di parcheggi a disposizione, per poi riproporsi a aumentare quando appunto c'è una maggiore presenza di turisti. È plausibile ipotizzare che venditori ambulanti che abitualmente operano in altre zone della città si spostino sulle rive e si improvvisino parcheggiatori quando la città è più vivace, quando ci sono manifestazioni, eventi, giornate di shopping. Dopo il 1° gennaio il fenomeno si è ridotto, constata l'assessore. Continuiamo a presidiare le aree critiche anche col personale del distretto di Via Locchi e con passaggi del personale di vigilanza ausiliaria. La polizia locale è pronta a intensificare questi controlli qualora dovessero emergere delle nuove criticità. Parliamo anche delle truffe agli anziani. Ieri abbiamo intervistato il questore di Trieste su questo tema importante, perché purtroppo sappiamo quanti casi di cronaca che noi stessi abbiamo raccontato tracciano una preoccupante constatazione di questo brutto fenomeno. Sentiamo le parole del questore e vediamo il servizio.
Dalla truffa del falso incidente con poliziotto o carabiniere che sia, a quella della ragazza avvenente, sino ai casi informatici con amicizie sui social che in realtà prendono forma di un raggiro. E per evitare queste ed altre forme di truffe che la Questura ha messo in campo una campagna informativa con la collaborazione di 70 farmacie sul territorio della provincia di Trieste. In accordo con Federfarma, nei punti vendita sarà possibile visionare i poster o prendere un pieghevole informativo con tutte le informazioni preventive e i numeri utili da chiamare. Abbiamo pensato alle farmacie e quindi di lavorare insieme ai farmacisti, perché credo che le farmacie siano il luogo più frequentato in assoluto dalle fasce deboli, perché insomma quasi tutte le persone che hanno una certa età hanno bisogno del farmacista, di prendere medicinali, e quindi questa campagna che dobbiamo fare è una campagna assolutamente essenziale. Il Questore ha fatto anche il punto sulle misure di prevenzione attivate nelle 3 zone rosse del centro di Trieste. Avete visto che abbiamo una sorta di presidio fisso in largo Barriera, la mattina si alternano, c'è un reparto mobile della polizia o il battaglione dei carabinieri, dal pomeriggio alla sera c'è una presenza nostra, dei carabinieri della finanza e dei vigili della polizia locale. Stiamo prestando molta attenzione in questa zona, ma non dobbiamo considerare che tutta la città ha bisogno della nostra attenzione, quindi non bisogna trascurare le altre zone. Abbiamo un servizio alto impatto domani e dopodomani, ne stiamo facendo ormai 2 a settimana, è uno sforzo, un impegno costante da parte di tutte le forze dell'ordine sul territorio. Così Pietro Ostuni, questore di Trieste. E proprio in questura, è proprio della questura è la notizia che adesso andiamo a leggere. In via del Teatro Romano prova a superare di notte il cancello e portato via in ambulanza. Voleva entrare in questura a tutti i costi, ben prima dell'alba e senza una ragione apparente. Pazienza se gli uffici fossero ancora chiusi a quell'ora, erano le 5:30. L'uomo non ha voluto sentire ragioni, si è arrampicato sul cancello, deciso a scavalcarlo. Per fermarlo sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti. La tentata intrusione è avvenuta ieri mattina. Il protagonista è un cittadino straniero di mezza età, molto probabilmente affetto da disturbi psichiatrici. L'uomo si è presentato davanti alla questura quando era ancora buio, pretendeva di entrare senza peraltro fornire un motivo preciso. Il piantone lo ha invitato più volte ad allontanarsi, ma il dialogo si è rivelato fin da subito impossibile. L'uomo non faceva altro che farneticare e infervorarsi. D'un tratto ha perso completamente il controllo, ha iniziato a scavalcare l'alta ringhiera che protegge l'ingresso della questura. A quel punto l'agente di guardia ha chiesto l'intervento delle volanti temendo che la situazione potesse sfuggire di mano e ha avvertito anche il 118. Gli agenti lo hanno bloccato e affidato alle cure del personale sanitario. L'uomo è stato calmato e caricato a bordo di un'ambulanza diretta all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti. Tutto si è risolto per il meglio, quindi dopo attimi di apprensione. La questura triestina, del resto, sa purtroppo molto bene quanto possa costare l'azione di uno sconsiderato fuori controllo. Il 4 ottobre del 2019 i poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta erano stati uccisi a colpi di pistola dal dominicano Leandro Augusto Stefano Meranna, che aveva sfilato a loro una pistola d'ordinanza. L'omicida era stato poi giudicato non imputabile per vizio totale di mente. Andiamo avanti sul Quotidiano per leggere, continuare a leggere, vedete anche qui il giornale naturalmente, come difendersi dalle truffe, la campagna delle farmacie, articolo che non leggiamo, abbiamo appena visto quindi il nostro servizio. Vediamo invece questo. Versa 820 euro di caparra, ma l'appartamento non esiste. Una 25enne di Muggia cade vittima di un raggiro mentre cerca casa a Trieste. La giovane ha fatto denuncia. Sono truffatori seriali, nessun altro, ci caschi. Un bilocale di 42 metri quadrati in affitto a 410 euro al mese in via dei Bonomo, nella parte alta del viale, a ridosso del centro commerciale Giulia. A una 25enne di Muggia, che da oltre un anno cerca una casa in affitto a prezzi accessibili, è sembrata un'occasione da non lasciarsi scappare, salvo poi scoprire a proprie spese che l'appartamento non esiste e i finti proprietari, truffatori seriali, sono spariti con la caparra. Il risultato è che 820 euro sono stati persi e la spasmodica caccia dell'alloggio deve ripartire da capo. La truffa immobiliare è scattata a metà gennaio, ora la denuncia della vittima è sul tavolo della procura. Tutto è cominciato con un annuncio su Facebook pubblicato dal profilo
profilo di una donna, descrizione del bilocale, importo, foto degli interni, recapiti per prenotare una visita. A prima vista sembrava una proposta verosimile. Ho contattato la signora via mail dicendo che ero interessata, racconta la 25enne che sperava finalmente di trasferirsi in città insieme al compagno. Abbiamo fissato un appuntamento per i giorni successivi, visto che la donna diceva di abitare lontano da Trieste. Lei nel frattempo mi ha inviato una copia dei suoi documenti, falsi o scaduti, come si è scoperto in seguito, e gli estremi per fare un vaglia veloce così da bloccare l'appartamento. Chiedeva 2 mensilità di caparra che avrebbe incassato alla consegna delle chiavi. Il giorno concordato però non si presenta nessuno e alla richiesta di spiegazioni la 25enne si sente accampare una serie di scuse, voli cancellati, problemi familiari, si fa strada in lei il sospetto di essere caduta in un tranello, così decide di revocare il pagamento e sfilarsi dalla trattativa. Troppo tardi, la somma era sparita, l'avevano già intascata, anche, racconta la donna, anche se io non avevo comunicato tutti i codici del vaglia, spiega la malcapitata che sperava così di essersi tutelata. Purtroppo mi sbagliavo, a quel punto ho avuto la certezza che si trattava di una truffa. La donna e il marito hanno provato a spillarmi altri 300 euro con la scusa di dover pagare delle tasse, poi sono spariti e io sono rimasta col cerino in mano. A ben guardare c'erano alcune avvisaglie che avrebbero dovuto insospettirmi. La donna aveva tra gli amici di Facebook molti stranieri e le email contenevano più di qualche errore grammaticale, osservava la malcapitata. Avrei dovuto stare più attenta, ma l'esasperazione di non riuscire a trovare un alloggio ha preso il sopravvento e le ha fatto abbassare la guardia. Succede nella giungla del mercato immobiliare triestino. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri scoprendo che i soggetti erano già noti per condotte analoghe. In attesa che le indagini facciano il loro corso, la ragazza ha voluto mettere in guardia i triestini attraverso un post nei gruppi social di trattative immobiliari. Nessun altro deve cascarci, conclude appunto la ragazza che è stata truffata perché cercava casa. Il rito delle nozze carsiche, i preparativi della coppia, ma è tutto il nostro paese a festeggiare la tradizione. Ieri la presentazione ufficiale della cerimonia che si terrà il 31 di agosto. È l'entusiasmo di Tina e Thomas, la commozione dell'intera comunità. Prima abbiamo visto il servizio di Riccardo Riccardi, l'assessore regionale alla salute, insieme al sindaco di Gorizia Ziberna, che parlava del piano oncologico della regione. Vediamo invece il servizio del Partito Democratico sul piano oncologico, servizio andato in onda appunto nel nostro telegiornale di ieri. Sentiamo. La conferenza stampa indetta per questa mattina da parte del Partito Democratico è stata annullata, sempre in mattinata. Il motivo? Non c'è stata compattezza di vedute interne ai Dem sul piano oncologico regionale, ovvero l'oggetto della convocazione alla stampa. L'argomento è stato affrontato ieri dalla terza commissione consigliare, dove in fase di dichiarazione i consiglieri Cosolini e Martinez hanno espresso un voto favorevole al piano, seppur con qualche riserva e premessa. Io ritengo che ci siano degli aspetti positivi, li ho detti l'altra volta. Tanto io vedo il bicchiere mezzo pieno nel fatto che si parte, a condizione che, e questo è un messaggio che lancio all'assessore, sperando che lo riprenda, lancio a chi sarà il coordinatore della rete, queste settimane siano servite a capire che non è, come dire, non è confezionato un pacchetto finito e completo, ma viene dato un mandato ad andare avanti in un percorso che richiede che si sciolgano strada facendo una serie di nodi. Un punto fermo che trovo è che si rafforza in una situazione strategica come quella delle patologie tumorali il ruolo della sanità pubblica. Io chiederei di non derogare da questo principio. Dato di fatto che in tema salute ogni giudizio viene calibrato con una certa sensibilità, la mancata coesione interna al Partito Democratico ha rimandato l'uscita ufficiale del gruppo, che lunedì, quando si ritroverà in Consiglio, avrà modo di confrontarsi. Moretti non si dichiara amareggiato, piuttosto parla di una mancata compattezza che a conti fatti però ha creato una spaccatura interna. Su un tema come questo, per certi aspetti è anomale che vi fosse una diversità, una sensibilità anche tra i singoli consiglieri e i singoli commissari. Sicuramente rispetto a un voto in ordine sparso, posto che questa è stata la scelta che alla fine abbiamo fatto su un tema così importante, ci sarà un chiarimento nei prossimi giorni.
Torniamo sul giornale. L'allarme a Duino, alberi ammalati cadono vicino ai binari ferroviari. Allarme a Duino per la costante caduta di alberi nei pressi della linea ferroviaria. Si tratta dei pini neri e di qualche quercia bruciati dai roghi dell'estate del 2022, quindi particolarmente vulnerabili perché la loro struttura è molto indebolita con il fuoco e crollano ogni qualvolta si alza il vento. In sostanza sono marci, spiega il consigliere comunale Vladimiro Mervic, e il pericolo che possano abbattersi sulla linea ferroviaria alla quale sono vicini è reale. La zona fu colpita dai fuochi dell'estate del 2022 e una volta domati gli incendi nessuno si è preoccupato degli alberi parzialmente bruciati non più in grado di resistere alle folate della bora. A complicare la situazione c'è il fatto che i terreni sui quali si trovano questi alberi sono di decine di diversi proprietari che non si preoccupano di fare manutenzione e abbattere i monconi degli alberi bruciati. Alcuni alberi sono molto vicini ai binari, riprende Mervic, e credo che tutti i soggetti interessati, cioè Rete Ferroviaria Italiana e il Corpo delle Guardie Forestali, tanto per cominciare, dovrebbero prestare attenzione. Non vorrei che ci si cominciasse a preoccupare soltanto dopo un incidente. L'area di cui parla il consigliere comunale un tempo era di proprietà dei principi di Torre Tasso, i quali ne fecero dono alla comunità di Duino. Da questo presupposto è derivata la moltiplicazione dei proprietari attuali anche per effetto dei vari passaggi successori. Rilevante è anche l'aspetto giuridico, in quanto non è noto chi fu a piantare gli alberi. In caso di incidente non sarebbe facile, in altre parole, individuare le responsabilità. Per tutti questi motivi, conclude Mervic, sarebbe importante intervenire per evitare il pericolo o per i convogli in transito. Questi qua sono appunto gli alberi che rischiano di essere abbattuti ogni qualvolta soffi la bora. Un cimitero delle macchine fra i cespugli dell'altipiano, carcasse di auto, scooter, pneumatici sparsi in mezzo a alberi e sentieri del Carso, e in zona Rupimpiccolo spunta una vecchia 500 ridotta a colabrodo. Eccola qua, la foto del giornale. Carcasse di automoto, scooter o solo pezzi arrugginiti come manubri, telai, serbatoi, ma anche pneumatici e sedili, e tra i sentieri appunto spunta questa 500 ridotta a un colabrodo. Il Carso è disseminato di mezzi abbandonati, molti sono datati, lasciati tra aree boschive e stradine sterrate, forse rubati tanti anni fa o semplicemente depositati qua e là perché non più funzionanti. Versano ormai in condizioni pessime, divorati dalla vegetazione o sfaldati dall'intemperio da chi li ha trovati e li ha parzialmente smontati. Sui social le persone segnalano da anni i rottami e pubblicano foto senza indicare con precisione la localizzazione, sperando non vengano portati via, ma c'è chi va a cercarli per recuperare qualche dettaglio che magari può avere ancora un valore economico, storico, affettivo. Accade ad esempio per vecchie lambrette, vespe o anche per i famosi motorini a pedali, i Ciao. Uno degli esempi più eclatanti di mezzi finiti nel verde carsolino è una 500 che si trova accanto a un sentiero collegato qualche decina di metri più avanti con una strada asfaltata dell'altipiano fra Borgogrotta Gigante e Rupimpiccolo. Sembra che l'auto, chissà in quale epoca, sia stata parcheggiata tra gli alberi per non ripartire più. Nel tempo molte parti sono state rimosse, non ci sono più le ruote, i finestrini, gli specchietti, i sedili, il tettuccio, il motore e alcuni pezzi della carrozzeria. Resta ancora qualche brandello di rivestimento interno che penzola, non ci sono più nemmeno il cruscotto, gli altri comandi o il volante, ormai appare solo come uno scheletro arrugginito, appunto. Eccoli qui i vari detriti lasciati tra i sentieri del Carso. A San Dorligo 1460 chiamate all'ARPA per disturbi olfattivi. Aumentano sempre di più le segnalazioni di disturbi olfattivi fatte dai cittadini residenti del territorio comunale di San Dorligo della Valle. A fare i conti è la Regione grazie alla rilevazione dell'ARPA. A presentare i numeri all'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo Fabio Scoccimarro. Questi campanelli d'allarme, dice Scoccimarro, registrati nel nostro sistema di ricezione avviato nel 2022 grazie all'operato dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, sono stati ben 1460 in relazione al 2024, erano stati 626 nel 2022 e 1023 nel 2023. Anche nel 2024 dunque c'è stato un esponenziale aumento delle segnalazioni maleodoranti nell'area di San Dorligo della Valle, che vedono la cittadinanza attivamente coinvolta nelle valutazioni di una situazione di disagio e malcontento diffusa, perché le esalazioni sono avvertite financo a Muggia e a Trieste. Al centro dell'attenzione e soprattutto
c'è soprattutto il difficile rapporto tra la comunità di San Dorligo e il vicino oleodotto Tal-Siot. Grazie a questa attività avviata dall'amministrazione regionale, spiega Scocimaro, il comune di San Dorligo ha la possibilità di accertare con maggior precisione la presenza di disturbi olfattivi conclamati e potenzialmente derivanti da attività produttive soggette ad autorizzazione ambientale. Inoltre fino a giugno proseguiranno i monitoraggi scientifici sempre a cura dell'ARPA FVG per le rilevazioni di composti organici volatili. Non è un mistero nel territorio di San Dorligo della Valle che la presenza di impianti industriali, alcuni di notevoli dimensioni, siano chiamati in causa ogni qualvolta si parla di disturbi olfattivi. Allora, cerchiamo di vedere, Enzo, che servizio guardiamo? Dammi una mano, manca quello della sicurezza a Monfalcone con Cisinte Molteni, dai, guardiamo questo, grazie. Rafforzamento degli organici di polizia anche per evitare che personale dell'Isontino sia costretto a supportare puntualmente il CPR di Gradisca, controlli sul territorio e contrasto alla criminalità. Sono i temi di cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e l'europarlamentare, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, hanno discusso oggi con il prefetto e il questore di Gorizia, recandosi in visita anche ai commissariati del Monfalconese. Ho visitato il commissariato di Monfalcone, di PS, la stradale e la Polfer, c'è una richiesta di rafforzamento degli organici, di difesa e mantenimento dei presidi, siamo qua per dare delle risposte a quelli che sono dei bisogni e delle esigenze concrete, tenendo ben fermo e presente il tema dell'immigrazione, che è evidentemente, soprattutto in una provincia di frontiera di confine come quella di Gorizia, un tema incidente, ma i dati, soprattutto dalla sospensione di Schengen, la ripristino del controllo alle frontiere, sono dati incoraggianti, meno 48% di rimpatri, più 190% di allontanamenti, è la dimostrazione che il ministro Piantedosi, che tocca spesso queste zone, e il governo hanno a cuore questa parte del territorio del Friuli Venezia Giulia. Posto che al momento non vi sono misure specifiche pronte a scattare nel breve nella città dei cantieri, la Cisinte guarda con favore ai primi risultati nell'applicazione della misura delle zone rosse, già operative per esempio anche nella città di Trieste. Dove sono state applicate hanno dimostrato di avere una valenza. Ricordo che quando il ministro Salvini ha avviato con i decreti sicurezza la possibilità dei DASPO, noi l'abbiamo raccolta immediatamente modificando il regolamento e abbiamo attuato queste misure che sono servite tantissimo a questa città. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torneremo fra poco con le vostre mail, le vostre telefonate, il dialogo con l'ospite, a fra poco. Ben ritrovati in diretta a Sveglia Trieste col primo ospite Silvano Magnelli, presidente del Partito Democratico di Trieste. Ben ritrovato. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, è già arrivata una prima mail che le inoltro immediatamente. Vorrei ricordare alle persone che gioiscono per le chiusure anticipate dei locali, che lavorano la notte, che dietro questi locali ci sono persone con le loro famiglie che devono arrivare a fine mese. Saluti agli ospiti e alla redazione. Ci scrive Manuel riferendosi alle zone rosse, no? Che per via della sicurezza, problema sicurezza di Trieste, adesso ci sono questi presidi fissi di polizia a cui sono affiancati naturalmente le ordinanze antivetro e le chiusure imposte ai locali a mezzanotte. Da un lato la sicurezza, dall'altro lato il lavoro. Il lavoro, esattamente. Cosa ne pensa? Sì, siamo di fronte a una novità, cioè la città di Trieste, che ci è sembrata sempre, l'abbiamo vissuta in tanti come una città piuttosto ordinata, tranquilla e serena, non lo è più come una volta, dobbiamo prenderne atto, ma non è più qualsiasi città d'Italia, forse possiamo estendere di qualsiasi città europea. C'è sicuramente il fenomeno migratorio che incide, ma non solo. Ci sono anche persone native del nostro posto, ci sono persone che vivono qui, che sono in grande difficoltà, per cui è necessario un surplus di sorveglianza. Su questo credo che siamo tutti d'accordo, un surplus di sorveglianza, di tutela, ecco, di sicurezza, in modo che le persone, anziane o meno anziane, si sentano tranquille di poter vivere normalmente, quindi questo ci vuole. Però ecco, non credo che sia il caso di gioire per la situazione difficile che si crea nei locali, che si crea nei posti di lavoro. Ecco, qui si tratta forse anche di estendere un po' le capacità di creare lavoro in questa città.
no? Perché siamo una città attrattiva, sicuramente molto turistica, siamo una città sicuramente della scienza, è una città anche aperta alla cultura, però è anche vero, ecco, che siamo una città dove molti posti di lavoro si stanno perdendo o sono molto minacciati, e qui faccio veramente un abbraccio a tutti i lavoratori che si trovano in difficoltà, perché poi c'ho anche qualche amico che si trova in questa situazione, e almeno cerchiamo di abbracciarli, ecco, di condividere questa situazione che non può essere sicuramente tanto bella per loro e le loro famiglie. E poi ci ricolleghiamo inevitabilmente alla situazione della Flex, ma non solo, U-Blox, Tirso, sono tante le fabbriche che stanno rischiando, no? Sì. Io direi che tutto sommato se ne parla ancora abbastanza poco, cioè a parte il giornalismo che è sempre abbastanza presente, ma non è forse un tema di cui ci facciamo carico, perché certamente rischiare il posto di lavoro a 45-50 anni è qualcosa di molto devastante. Per cui si diceva appunto prima con il nostro gentile presentatore che su certi temi la convergenza di aiuto, di idee, di soluzioni, ecco, dovrebbe essere la norma. Forze sindacali, forze politiche. Esatto, come con Wärtsilä questi sono i pochi esempi dove tutta la politica bipartisan insieme a sindacati e lavoratori eccetera vanno di pari passo, no? Sì. Cioè siamo tutti d'accordo che il settore produttivo, la sicurezza dei lavoratori e delle famiglie vanno tutelati. Sì, assolutamente, e soprattutto direi che bisogna anche avere una mentalità aperta verso nuove professioni, nuove forme di lavoro, che legate forse anche a queste grandi novità tecnologiche, l'intelligenza artificiale o altre cose, che possono aprire degli spiragli per ragazzi e giovani, altro tema importante, cioè lo scoraggiamento dei giovani in questa società, e che è una cosa abbastanza inedita, no? Perché penso che molti della mia età hanno un bellissimo ricordo di una giovinezza, non dico strepitosa, ma sicuramente piena di volani, piena di buone intenzioni e di promesse. Ecco, oggi nei ragazzi si vede che c'è uno scoraggiamento di fondo che forse non viene affrontato anche da un punto di vista psicologico ed educativo in maniera molto efficace. Lei era preside delle scuole? Io ero preside sia al Vinci Sandrinelli, al Deleda, e diciamo che mi mancano i ragazzi, gli studenti, un po' mi mancano, anche perché ho figli e nipoti, ma mi mancano perché vorrei anche capire molto meglio quello che è il loro problema di oggi, perché sono ragazzi di questa epoca, di questo momento, non di 20 anni fa. Ecco, cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa in generale, un po' tra i giovani e anche se vogliamo poi riallacciarci al tema sicurezza di Trieste? Come vede il cambiamento di questa città da questi punti di vista? Ma sicuramente c'è un aumento della sfiducia generalizzata, intergenerazionale. Poi la cosa che un po' mi inquieta di più è forse un'incapacità di creare luoghi di comunicazione tra adulti, giovani e anziani. Una città è formata da queste categorie. Ragazzi, bambini, ragazzi, giovani, ecco, poi ci sono gli adulti, poi ci sono gli anziani. In questa città moltissimi sono gli anziani, come ben sappiamo, siamo noi anziani, moltissimi. Ma è quello che mi fa veramente più impressione è che non era così marcata la differenza, la incomunicabilità tra queste generazioni, come se ognuno si ritagliasse un suo schema, una sua isola, diciamo, felice per modo di dire, all'interno della propria generazione, cosa che invece secondo me è sbagliatissima. La comunità civile, comunque la si veda, comunque la si pensi, no? È formata da tutti noi, dai bambini fino a noi anziani. Quindi bisogna promuovere un dialogo, uno scambio, una possibilità di... Ci sono alcuni luoghi, ma secondo me sono molto diminuiti e c'è un senso di frustrazione e di poca fiducia reciproca.
Ci scrive Piero, respingimenti e rimpatri. È stato chiesto alla responsabile delle espulsioni degli Stati Uniti, esecutrice del decreto firmato da Trump, quanti dei rimpatriati fossero criminali. La risposta è stata, tutti indistintamente, entrare illegalmente in uno Stato è un crimine. Quando sentiremo finalmente anche in Italia queste parole, si domanda Piero. Non sono né atlantista né grande sostenitore degli Stati Uniti, però apprezzo il buon senso da qualsiasi contesto provenga. E qui naturalmente ci riallacciamo alla situazione triestina con la rotta balcanica e gli ingressi nel nostro paese, tema ovviamente che interessa tutta la regione, tutta la città, ma anche l'Italia stessa, no? Ma su questo tema bisognerebbe spendere tante energie. Io ho apprezzato un articolo ieri di Roberto Morelli sul Piccolo, in cui diceva che queste soluzioni securitarie alla Trump non hanno assolutamente alcuna efficacia. A parte il fatto poi che non è la prima volta che dall'America vengono espatriati, anche i precedenti presidenti l'hanno fatto, insomma non è una novità. La novità è lo spettacolo, che io ritengo abbastanza indecoroso, di portarli, raccattarli per le strade, come fossero, così è stato detto anche da una dirigente dello staff di Trump, sacchi di immondizia, no? E queste sono frasi ignobili che vanno respinte al mittente, che non devono essere usate a nessun livello, e non credo sia il caso di fare spettacolo su queste disgrazie che sono piuttosto forti, bisogna capire e conoscere. Dopodiché sicuramente non tutti possono entrare in un paese, non tutti possono essere accolti, questa è forse anche un'utopia, no? Ma pensare di utilizzare soltanto le maniere forti coi deboli per poi essere deboli coi forti, credo che non sia un grande spettacolo politico, neanche educativo, per non parlare poi del fatto che le migrazioni ci sono sempre state, oggi sono aumentate, ma ci sono sempre state, e anche il fatto che è importantissimo secondo me che abbiamo bisogno di queste forze nuove, di queste forze giovanili. Questo è un altro tema, perché anche industriali e imprenditori avevano chiesto forza lavoro, no? Infatti esatto. Si stava ragionando su questi temi, mi pare. Sì. Allora, un altro telespettatore, Claudio Visintin, che saluto, che saluto e ringrazio per la mail. Caro ex preside, stimatissimo professore Silvano Magnelli, la saluto con affetto e stima. Buongiorno Claudio, grazie. Alla luce del suo ragionamento aggiungo, è importante ricordare che non siamo soli, ma facciamo parte di un grande noi che può portare cambiamento e positività. Grazie per condividere queste riflessioni così profonde. Speranza, amore, fiducia e solidarietà sono veramente valori su cui dovremmo fondare la nostra crescita e quella dei nostri figli. Così Claudio. Ecco, ringrazio molto Claudio Visintin, che non è soltanto un mio amico, è amico di tanti, quindi so che telefona sempre, so che segue la vita della città con una passione, con una grazia, una diligenza che sono ammirevoli veramente. E riprendeva quel ragionamento fatto da lei, il dialogo, no? Intergenerazionale, riuscire a portare all'attenzione i problemi di tutti e fare rete, fare sistema, il dialogo tra anziani e giovani in una realtà che è sempre più individualista, no? Il mondo di oggi. Cosa ne pensa? Esatto. Ma guardi, in questi giorni, cito un fatto interessante, nella mia parrocchia, a Valmaura verrà inaugurato, ma ci sarà una trasmissione col parroco qui a Tele4, un tritico in cui ci sono 3 riquadri. C'è un riquadro pieno di gente che non si guarda, che è grigia, anonima, ognuno per sé e nessuno per tutti. E poi c'è un quadro agghiacciante con l'entrata della risiera, perché viene fatto, era pensato come omaggio ulteriore di un artista triestino, si tratta di mosaici, sono dei mosaici, no? E l'ingresso della risiera, che in qualche modo è la conseguenza di questo mondo anonimo, impersonale, persino violento, che può crearsi quando non c'è comunicazione, quando non c'è vita, quando non c'è solidarietà tra le persone, e quindi non può che peggiorare la situazione. E infine c'è un riquadro, ma ripeto, chi verrà qui, mi pare domani, racconterà meglio queste cose, in cui c'è una specie di un adulto, una specie di angelo, che tiene 2 bambini per mano, si li tiene stretti e cammina insieme con questi bambini in una radura.
è un trittico estremamente stimolante verso un modo di vivere che è più semplificato ed è più intenso. Io me ne accorgo come nonno, ogni volta che vedo, parlo con i miei nipoti, imparo qualcosa, capisco qualcosa in più, respiro un'innocenza che ovviamente alla mia età non c'è più come in quegli occhi meravigliosi. Gli sguardi che si incontrano, soprattutto tra generazioni diverse, sono un balsamo per la vita di tutti, sia per i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti. Dovremmo veramente usarli di più. Andiamo a vedere la vignetta di Marco Englaro, che ringrazio come sempre per i suoi contributi a Sveglia Trieste. Forse domani riparti il tram, sì, e se sa dove va? Domani è un giorno storico, dai, dopo 8 anni e mezzo finalmente. Dopo 8 anni e mezzo abbiamo questa ripartenza. Lo prenderà? Ah sì, appena possibile. Ah, bene. Assolutamente, appena possibile. Sta gita è rimasta sospesa per troppo tempo. Sì. E comunque no, siamo contenti, al di là di tutte le polemiche che ci sono state, i rifacciamenti, i rimandi, le situazioni burocratiche, le confusioni, siamo veramente contenti. È un gioiello della città. E quindi lo dobbiamo salutare domani come una giornata di festa. Domani è una giornata dove sicuramente saranno presenti anche i giornalisti, perché ovviamente non si è mai perso l'occasione per immortalare il tram ogni volta che lo si vedeva in movimento tra collaudi e altre cose. Certo è che era il 16 agosto 2016 quando ci fu l'ultima corsa. Il tram, tra l'altro, potrebbe avere in futuro una vocazione molto più turistica, con un potenziamento del servizio. Ne parlava proprio il presidente di Trieste Trasporti ai nostri microfoni, era in trasmissione qua, per riuscire a portare all'attenzione anche del grande pubblico questa particolarità di Trieste. Sì. Potrebbe essere un ulteriore incentivo turistico per la città. Assolutamente sì, le persone miei conoscenti o amici che sono venuti, o parenti che sono venuti da fuori e hanno fatto il giro a suo tempo fa, più di 8 anni fa, erano sorpresi, quindi credo che sia veramente una grande carta da giocare meglio sul piano turistico. E sicuramente è una cosa che merita considerazione e anche soddisfazione. Assolutamente. Allora, abbiamo un'altra mail, eccola qui. Ci scrive Giorgio: perdonate il mio essere limitato, ma il suo ospite prima parla di fabbriche che chiudono dicendo che se ne parla poco, giustamente, e successivamente di imprenditori che hanno bisogno di forza lavoro, giustificando l'ingresso dei clandestini. Io con i miei molteplici limiti non sono in grado di capire, grazie, una piccola precisazione: nessun individuo può essere considerato spazzatura, ma se va a interferire con la sicurezza e la libertà degli abitanti deve essere espulso. Così Giorgio. Vabbè, queste sono considerazioni legittime da parte del signor Giorgio, come di qualunque altro. Sono anch'io d'accordo, evidentemente si tratta di regolamentare e non è assolutamente realistico pensare di accogliere indiscriminatamente chiunque sia, no? Questo è vero. Però cancellare del tutto la parola accoglienza mi impressiona, perché non la sento. L'ho sentita l'altro giorno dalla signora, la grande signora senatrice Liliana Segre, che ha dei giovani, ha lasciato questa consegna, a tutti ha lasciato questa consegna, accoglienza, l'ha ripetuta, accoglienza, e accoglienza, perché a quel punto è un discorso generale, non soltanto per i migranti o gli stranieri, ma è un discorso generale che riguarda tutti, ed è un discorso inevitabile, perché il mondo ormai va in questa direzione di una grande mescolanza di culture, religioni, situazioni. È inevitabile, si tratta di regolamentare, impedendo che ci siano abusi, impedendo la violenza, punendo anche chi fa queste cose ignobili. Però non è evitabile, ci vuole un ragionamento diverso. Infatti ieri, appunto, cito ancora Morelli, diceva ci vuole un ragionamento diverso che non siamo stati ancora in grado di fare a livello di comunità civile e politica. Siamo solo divisi a fare le tifoserie di qua e di là, ma non affrontare questi temi nella loro completezza. E ci sono esempi di imprenditori e di persone che si danno da fare per accogliere, per integrare, perché sanno che hanno poi un risultato molto positivo, come del resto ci sono delle ottime iniziative per cui si formano dei giovani in questi paesi e poi vengono
portati qui con un lavoro, una professionalità, cioè non mettiamo limiti alla nostra fantasia, alla nostra capacità di corrispondere ai problemi molto grandi che abbiamo. E altri problemi che abbiamo, questo che tocchiamo con mano purtroppo praticamente ogni giorno, mi aiuto con la pagina del giornale per introdurre l'argomento, come difendersi dalle truffe, la campagna nelle farmacie, è l'iniziativa della Polizia di Stato insieme a Federfarm per sensibilizzare soprattutto anziani. I cartelli e i volantini sono distribuiti in 70 punti vendita e il questore parla, per quanto riguarda le truffe, di un fenomeno giustamente odioso e per il quale bisogna unire le forze. Troppi episodi abbiamo raccontato in questi giorni e in questi mesi, in queste settimane, di truffe che poi non sono solo ai danni degli anziani, ai danni di tutti in realtà. È chiaro che poi ci sono fasce più sensibili a questo, come la truffa del falso incidente, dove fanno leva sul fatto che una persona può avere un nipote, un figlio. È veramente odioso, no? Sì. Ma un episodio che è toccato a una mia parente, sì, proprio odiosissimo, sono un carabiniere e suo figlio ha avuto un incidente, eccetera, no? Quindi la cosa poi per fortuna è rientrata, la persona che ha fatto questo, ne ha fatte altre, poi è stata pizzicata. Il questore ha perfettamente ragione, ha fatto molto bene a muoversi, sta facendo secondo me una grande azione di contenimento e di presa di coscienza da parte delle persone della possibilità di difendersi in tutti i modi possibili. Quindi ha fatto molto bene, è una notizia buona questa, ovviamente nella scontentezza e insoddisfazione di sapere di essere aggrediti da tante insidie. Sì, tra l'altro abbiamo prima letto la notizia di una ragazza giovane invece di 25 anni che è stata truffata da un'altra persona che prometteva un alloggio, no? Facendo leva sul bisogno di questa donna di affittare appunto un appartamento e poi è stata truffata, quindi insomma truffe di ogni tipo, ma veramente a Trieste, tra Trieste e Muggia se ne vedono di ogni, è un tema abbastanza È un tema nuovo, anche nuovo, perché è legato molto spesso all'uso dei computer, no? Come no? È legato molto all'informatica, ci sono persone che senza volto, ma con grande spirito di iniziativa, chiamiamolo così, ed evidentemente c'è anche una popolazione di persone sole. Questo è un tema, no? Soprattutto per gli anziani evidentemente, ma non solo. Vedo molti adulti, vedo anche che ci sono dei giovani che non hanno dei punti di riferimento e quindi sono più esposti a questo tipo di maneggio, questo tipo di furbizia che si è diffusa in maniera incredibile dappertutto. C'è una telefonata, sentiamo chi c'è dall'altro capo del filo, per così dire. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare che ieri, verso le 2:30 del pomeriggio, in piazza Largo Barriera, c'erano un furgone enorme dei carabinieri, un altro mezzo della polizia e ancora un altro mezzo dei vigili urbani, tutti in Largo Barriera. Nelle altre piazze evidentemente no, perché se erano lì, e non capisco questo tipo di gestione di queste zone rosse. Io vedevo più semplicemente in ogni piazza un piccolo manipolo di varie tipologie di forze che dovevano sorvegliare un po' la situazione, vedendo se ci sono movimenti strani. Invece questa concentrazione tutto in un posto crea più che altro confusione, più che altro, perché veramente impediva addirittura il passaggio nella piazzetta lì con i bar eccetera. Poi volevo un'altra cosa anche sottolineare. L'ospite ha detto che bisogna imparare dai giovani, ma l'esperienza che uno fa nella vita allora non serve a niente? Secondo me è un metodo per scusarsi degli errori che si fanno. I giovani hanno una visione che è troppo breve per poter costruire qualcosa, è l'anziano che dovrebbe pulirsi di tutti gli errori e quindi proiettare nel futuro una realtà che abbia un significato vero.
Grazie e buongiorno. Grazie, Buongiorno, grazie Gino. sì. Allora, diversi temi appunto. Sì, Prego. No, sul primo tema c'è poco da dire, nel senso che non sappiamo perché ci sono queste disposizioni che sono in mano ai responsabili, no, delle zone rosse, quindi il fatto che ci siano delle concentrazioni di più da una parte e di meno dall'altra avrà un senso, evidentemente, non sappiamo dirlo, non possiamo dire nulla. Ecco, è probabile che certi luoghi sono molto più pericolosi di altri e quindi la concentrazione di forze dell'ordine può portare un senso di deterrenza più grande, no? Cioè chi ha cattive intenzioni può essere scoraggiato dal fatto che c'è una concentrazione di polizia, carabinieri, vigili urbani. Però non vado oltre perché si tratta di decisioni che non conosciamo. No, riguardo invece la questione dei giovani, no, io non ho detto che c'è da imparare solo dai giovani e basta, no. Ho detto che si dovrebbe creare una rete comunicativa interessante, importante. Siccome l'ho vissuta per molta parte della mia vita, in qualche modo cerco di mantenere questo contatto, è preziosissimo il fatto di stare insieme, di camminare insieme tra generazioni, non che uno sia sopra l'altro, uno accanto all'altro. L'anziano con la sua esperienza, con tutte le cose che sa e che può comunicare, ma il giovane, attenzione, non ha l'esperienza, però c'è un quid, un qualcosa, chiamiamolo un DNA generazionale che solo i giovani hanno, quei giovani di quel tempo e di quell'epoca. Così come avevamo noi un qualcosa che i nostri genitori non capivano bene, perché è qualcosa di nuovo. Le nuove generazioni sono per questo interessanti, perché sono portatrici di una sensibilità, di prospettive, di speranze, a volte anche di dolori, che vanno ascoltati, vanno capiti. Non si tratta di evidentemente dominarli, non si tratta neanche però di ignorarli o di criticarli solo perché sono a volte in difficoltà o sono eccessivamente chiassosi. Ecco, c'è anche Papa Francesco che dice fate un poco di chiasso. Fatelo un poco di chiasso, perché sennò non si accorgono di voi. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Buongiorno, sono Maria Giovanna, buongiorno. Io vorrei far presente 4 punti che osservo facendo il pedone, che io sono un pedone e sono anche, per far la rima, in via di estinzione. Allora, l'illuminazione delle città è terrificante perché è un'illuminazione che io la definisco da night. Le condizioni di marciapiedi, marciapiedi e attraversamenti pedonali con semaforo, praticamente là ci rimetti la caviglia. La velocità dei mezzi, perché comunque ci sono dei mezzi che sfrecciano tranquillamente a 90-80 all'ora per il corso e per via Carducci. E via Carducci spesso e volentieri davanti al pattugliamento di Piazza Barriera con spesso 8 agenti, perché li ho contati, 3 mezzi, e questi mezzi sono anche spesso con il motore acceso, che non ho capito la motivazione. Dopodiché la salita ai mezzi delle fermate dei bus, la sosta dei mezzi alle fermate dei bus. Un giorno mi sono trovata incastrata a scendere dal 6 in via Carducci. Allora, quindi complicandone la discesa e la salita delle persone. Poi la sosta sui marciapiedi, perché anche ieri venendo giù per via Madonnina è stretto e quasi all'angolo di via Oriani c'erano 2 biciclette, una presso all'altra, legate su un palo, per cui il passante, io ho dovuto camminare sul cordolo del marciapiede. Allora a questo punto mi sembra circo. Quindi una raccomandazione, mi viene da dire, ma usiamo i mezzi pubblici. Abbiamo riempito il centro, la città il traffico è pesante, ma non è pesante, il traffico è pesante, le strade tutto ci rimettono, i palazzi, ma le vibrazioni sui marciapiedi quando passano i mezzi.
che sfrecciano come in autostrada. Io l'altro giorno pensavo di essere quasi Verdone che deve aspettare ad attraversare l'autostrada per prendere il pallone. Cioè è stata una cosa veramente terribile. Adesso vi saluto, vi ringrazio di questo mio sfogo. Grazie per la sua riflessione, Grazie, che commenteremo assolutamente. Grazie davvero. Grazie, buongiorno. Buona giornata a lei. Allora facciamo così, fermiamoci per la pubblicità e poi ripartiamo da qui, d'accordo? Sì, assolutamente. Fra poco pubblicità. Challenge. Ben ritrovati a Sveglia Trieste con Silvano Magnelli, Partito Democratico, con il quale eravamo rimasti da dover commentare le ultime parole della telespettatrice che ha chiamato, che ha posto una riflessione sul tema della sicurezza stradale, l'inquinamento acustico, il fatto che la città è piena di auto, di mezzi, eccetera, e invitando la popolazione a sfruttare di più il servizio pubblico, il trasporto pubblico. Sì. No, c'è da ringraziare la signora, secondo me, intanto per il piglio con cui ci ha detto queste sue idee, queste sue considerazioni, e che è un piglio di una persona, una cittadina che si guarda attorno, che si interessa delle tematiche comuni, collettive, che riguardano tutti camminiamo, tutti siamo sui marciapiedi rotti, tutti abbiamo un senso di fastidio dell'acustica, della confusione del traffico, della pericolosità del traffico. Per esempio la signora insisteva sul fatto della velocità, questo sorprende anche me da autista, la velocità con cui specialmente i motocicli arrivano, sfrecciano da tutte le parti, creando una situazione spesso negli autisti imbarazzante, ma anche gli autisti. Ecco, si usa la macchina, sembra veramente una specie di velivolo, insomma, no? Spaziale. Non è possibile, cioè bisogna creare delle situazioni, ecco, in cui c'è un'educazione alla strada. Un'educazione alla strada. Siccome io, come ben sapete, chi mi conosce, ho una passione forte per il fatto educativo, cioè l'educazione è un passaggio graduale da una situazione di incoscienza a una situazione di consapevolezza per prendere delle decisioni che siano buone per noi e anche per gli altri. Allora la signora è stata molto brava nel presentarci il caos del traffico e anche la necessità di mettere in sicurezza gli spazi, il terreno su cui ci muoviamo. E lo ha detto anche in una forma di richiesta che naturalmente va girata alle competenti autorità, ma adesso senza far polemiche su questo perché non è il momento e non è il caso, però sicuramente un cittadino ha bisogno di sentirsi sicuro sia dal punto di vista della non aggressione da parte di altri, ma anche dal punto di vista di vivere in questa città con una certa tranquillità, una certa semplicità di spostamento. La signora ha fatto un appello che condivido in pieno: usiamo i bus. Usiamo di più i bus, sia perché le macchine sono inquinanti, sia perché è più facile avere incidenti, ecco, sia perché appunto possiamo muoverci benissimo. In una città come Trieste si raggiungono tutte le località, tutti i posti con una grande velocità, abbiamo un servizio trasporti pubblico che è notevole, straordinario, lo dico anche a un vantaggio del mio caro amico Maurizio, che è il Marzi, no? Che è il presidente della Trieste Trasporti, ma anche prima di lui, cioè è una perla, ecco, noi non ci rendiamo conto come funzionano bene questi nostri mezzi che ci aiutano ad arrivare dappertutto nel giro anche di pochi minuti con una grande sollecitudine e anche molta gentilezza da parte degli autisti in generale. Molto bene, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, ho telefonato ieri mattina, c'era un rappresentante di Fratelli d'Italia, mi sembra, su una cosa abbastanza banale forse, però il quale non mi ha dato risposta. E succede qualche volta così che magari per la pubblicità, questo quell'altro, allora un cittadino bisognerebbe sempre dare una risposta, specialmente quando chiede perché avete fatto questa spesa, parlo dei rappresentanti del comune naturalmente, e mi riferivo. Poi c'è stata una signora che una telespettatrice che mi ha quasi risposto alla domanda. E mi riferivo a quella sorta di pista ciclabile che parte più o meno dall'università
e si dirige verso la fermata del capolinea della 17. Forse il nostro giornalista ne sa qualcosa, perché io trovo una cosa non ridicola, di più, perché qualcuno si è svegliato la mattina, aveva qualche lira da spendere, ha preso un vaso di colore e ha cominciato a tracciare questa riga con il disegno della bicicletta che va verso questa. Saranno 300 metri di pista ciclabile inguardabile. Allora, forse mi sbaglierò, allora se c'è qualche giustificazione buona, allora lo ammetto, altrimenti io che sono per le piste ciclabili, perché ho la bicicletta, ne faccio di chilometri e sarei d'accordo ad avere tutta una pista ciclabile, cominciare dalla costiera, comunque questo è un altro discorso. Vorrei sapere qual è l'ingegnere che ha progettato quella, non chiamiamola pista ciclabile, quel tratto di 300 metri tutto ben definito con la pista ciclabile. Tutto qua. Grazie e buona giornata. Allora, questo è un tema, perché ne parlavo proprio col nostro Enzo Iannaconi in regia, che eravamo anche lì in zona, anzi lui mi fece notare nuovamente questa cosa, che effettivamente c'è questa pista ciclabile, parte del tracciato nuovo di pacca, righe gialle, disegni gialli, nitidi, bellissimi, però poi si interrompe e non si capisce dove va a finire. In effetti prometto che tornerò sul tema, perché ora non voglio dare risposte perché non le ho, cioè devo un attimino capire la situazione, non voglio poi alzare polveroni senza sapere esattamente cosa succede, quindi magari sentirò l'assessore competente. Non so se lei sa più di me, ma in realtà mi ero ripromesso di ritornarci su questo tema. Piste ciclabili che svaniscono nel nulla. Sì. No, il tema è buono, è importante, come ha sollevato questo signore. E nel concreto, nello specifico non so cosa dire perché non conosco minimamente la situazione di questo tratto di strada, però ho visto crescere molto la presenza di biciclette a Trieste, diciamo negli ultimi 20 anni, anche prima, ma adesso proprio in maniera massiccia, e mi pare che sia un tema bellissimo. E io tremo sempre di fronte ai ciclisti e quando sono in macchina sono particolarmente attento a quello che sto facendo, vivendo e muovendomi vicino ad un ciclista che sta muovendosi. Quindi è un tema molto importante, tra l'altro i triestini lo sentono, e la città non si presta tantissimo alle imprese di bicicletta, però è talmente bella che va affrontata anche con questo mezzo di trasporto. E più che altro credo che sia importante rilanciare questa palla appunto a chi in questo momento si trova in comune a gestire il potere. Allora, non mi pare che l'Italia colga poco tutt'altro, ma l'accoglienza va fatta nei modi e nei limiti economici e culturali che uno Stato può permettere. Qua mi pare che le stiamo subendo anziché regolamentarle a dovere, lo scrive Grazia. Ma sì, vabbè, questo è un tema come quello di prima, si può parlare quanto si vuole, resta il fatto che bisogna prendere le misure di una nuova situazione. Se noi ragioniamo con le terminologie, i pensieri e le certezze, tra virgolette, di 20-30 anni fa, siamo fuori giro. Ecco, dobbiamo ragionare con un'osservazione attenta di tutto quello che sta accadendo, mettendo in atto tutto ciò che è possibile per rendere la cosa vivibile a tutti, anche a chi in questo momento si trova senza alcuna sicurezza e alcun benessere. Buongiorno a tutti i telespettatori del suo ospite. Agganciandomi alla telefonata della signora precedente, ribadisco che la città è male illuminata con queste luci gialle che sembrano un enorme cimitero a cielo aperto. Perché non cambiare le lampade e mettere luce bianca, quindi fredda, così da vedere meglio e non agevolare angoli bui? Grazie, buona giornata, ci scrive Serena. Sì, sono d'accordo, di sera in certi posti veramente è molto buio, ma mi pare anche che una volta il sindaco, di cui sono stato uno dei consiglieri, non con lui, ma insomma ho collaborato, seguiva molto questo aspetto qui, era abbastanza contento del sviluppo di un sistema dell'illuminazione in questa città e probabilmente l'attenzione è un po' caduta, ma è una cosa da riprendere in sede di consiglio comunale, in sede di amministrazione comunale. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Gianluca, a lei e anche al dottor Magnelli. Buongiorno. Allora, visto che domani mattina ci sarà una bella festa nell'inaugurazione della ripresa del nostro tram di Officina,
Io qua ho in mano un libro che si chiama Quando imparammo la paura, vita di Laura Geringer, sopravvissuta a Auschwitz. Allora, Laura Geringer era la nipote di Eugenio Geringer, che è l'ingegnere che ha regalato a questa città un progetto allora all'avanguardia. Il figlio, che era ingegnere, Pietro, sposato con Francesca Vivante, aveva 2 figli, Claudio e Laura. Nel febbraio del 1944 sono stati tutti portati ad Auschwitz. La nuora, il figlio e il nipote sparirono. Laura tornò e dopo poco tempo morì anche lei perché era stata violata dal dottor Mengele, il quale faceva esperimenti sulle donne ebree affinché diventassero sterili. Allora, questo è un libro bellissimo. Se volete sapere, io penso che domani questa famiglia completamente, che fra l'altro i Gering erano già convertiti al cattolicesimo, ma erano ebrei d'origine. Quindi questo libro, edito da Marsilio, Quando imparammo la paura, io vi consiglio di leggere, perché domani chi inaugurerà di nuovo il nostro tram di Officina dovrebbe ricordare queste cose. Non si può avere la memoria corta, perché la memoria corta, se non c'è passato, non c'è presente, non c'è futuro. Non so, io credo che domani, a me mi ha molto commosso. L'ho comprato l'altra settimana, me lo sono divorata, ma lo rileggerò di nuovo. E la famiglia completamente distrutta, il figlio e la nuora di Eugenio Geringer, dove, se Gianluca forse tu non lo sai, ma dal Monte Belvedere, dove io abito, fino a Falcolo c'è una scala, si chiama Scala Gradini, che scendi e arrivi al faro, c'è scritto Scala Eugenio Geringer, ingegnere. È stato una persona che penso che qualcosa ha dato alla città. Non so se dico giusto, io non sono storica, no, però la storia del Geringer mi ha commosso. Ecco, questo volevo dire. Grazie signora, grazie per la sua riflessione. Sì, perché sarebbe giusto che domani chi dice ricordiamo il figlio dell'ingegnere, che fra l'altro era ingegnere, e Laura Geringer, dopo chiudo, era iscritta in ingegneria navale. Quando tornò da Auschwitz, era impiegata da qualche parte, e riprese lo studio, ma non riuscì mai a laurearsi. Ecco, questo è tutto, grazie, scusate, grazie. Ma non si può dimenticare queste persone che hanno tanto sofferto. Grazie signora, grazie anche per la sua riflessione. No, veramente grazie. È la settimana della giornata della memoria, certo. E questa telefonata che parte da un fatto così, da un episodio locale, però ci sposta subito in un'attenzione a tutto quello che è accaduto. Ha perfettamente ragione, benvengano i libri, benvengano le testimonianze di quell'epoca, di quel momento, che ci appare sempre più incredibile. Personalmente ogni tanto mi chiedo, ma è possibile che sia accaduta una roba di questo genere? Veramente, è possibile una cosa così maestosamente diabolica come quella della Shoah, delle persecuzioni in generale. Mi piace ricordare che appunto Liliana Segre l'altro giorno ha detto che bisogna ricordare queste cose e che lei ha imparato da queste cose a diventare una donna di pace, non a odiare ma a ricordare. È molto importante quindi la memoria. Del resto Primo Levi ci ha lasciato quella famosa frase, no? Credo che conoscono tutti o quasi, cioè, capire non è possibile, è incomprensibile, però conoscere è necessario perché le coscienze possono essere ulteriormente sedotte da violenze di questo genere. La signora Segre vive sotto scorta, certo. In Italia oggi, 2025, questo ci dice qualcosa. Non so perché non cambiano le luci della città da gialle a bianche, non si vede nulla, se c'è il pedone vestito di nero non lo si vede, se piove è un disastro. Beh, è un tema che evidentemente interessa. Sì, ma sicuramente interessa molto, ma comincia a essere anche sempre più ingombrante, stordente, difficile
vivere in città, muoversi in città e fare la famosa passeggiata in città. E a parte le zone che sono libere dal traffico, che non sono tante, è difficile muoversi con serenità. Addirittura a volte parlare con una persona con cui stai camminando, tale il rumore, tale il caos, tale la confusione che si crea. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ecco, volevo dire, domani sarà questo famoso rientro del tram, però in 8 anni, se andiamo a vedere il percorso, a Banne ci sono ancora le ringhiere tutte quante storte, ruggini, da anni, ma dico da una trentina di anni, che io ho fatto tante volte le segnalazioni alla CT, quella volta, alla Trieste Trasporti poi, che non è stato fatto niente. Poi c'era a ridosso dei binari, c'era una baracca che adesso che viveva un barbone povero che è morto, e la baracca logicamente in questi anni si è sola demolita, e dentro ci sono rimaste tutte le porcherie, tutti gli oggetti, molti oggetti e anche immondizie e di tutto e di più proprio sotto le rotaie del tram. Adesso mi domando, ma è mai possibile che la Trieste Trasporti non abbia visto? E poi oltretutto le casette di fermata sono tutte quante dipinte, perché sono passato l'altro giorno e giù per la via commerciale e ho notato tutti i casotti o le casette, come si chiamano, tutte scarabocchiate. Ma è possibile che in 8 anni adesso al ripristino della linea non si è fatto nulla, non si è messo a posto tutte queste porcherie che purtroppo si vedranno. Poi ancora, e finisco, le rotelle che sono i tiranti del tram, del cavo del tram, le rotelle che vanno da via commerciale, dove viene attaccato il tram, fino al castello di Gering, dove il tram si spoglia del cavo, sono tutte quante arrugginite. Mi ricordo che ogni tanto veniva su di mattina un addetto e le ingrassava. Adesso sono arrugginite e il cavo del tram di Opicina va a finire proprio sul ferro contro ferro, che logicamente si consumerà. Ecco, questo non riesco a capire perché nessuno della Trieste Trasporti non ha fatto questi lavori in 8 anni, ma non solo in 8 anni, perché il discorso delle ringhiere della stazione di Bane sono lì da 30 anni, arrugginite, tutte storte. Grazie e buongiorno. Buongiorno. Mi stava molto a cuore. Molto a cuore questa faccenda. Giustamente. No, penso solo, non dico nulla di particolare, non conosco, non ho visto, non sono un grande osservatore di queste cose, però è vero che è stato un trauma che ha impedito forse anche agli pubblici amministratori di provvedere in tempo, di arrivare in tempo a sanare questa situazione. Qualcosa sarà rimasto evidentemente inevaso. Indiscrezioni mi suggeriscono ultime novità sulla pista ciclabile in via Valerio, di cui parlavamo poc'anzi. Sì. Sarebbero state cancellate le vecchie righe gialle della corsia ciclabile e da ieri ripitturate le segnaletiche orizzontali, restringendo le corsie per le autovetture. È ancora un mistero però sul perché siano solo 300 metri circa di percorso ciclabile. Approfondiremo anche noi. Anche questo in seguito. Approfondiremo anche noi. C'è Nevio che mi chiede di leggere la sua mail. Scusi Nevio, ci vado subito. Me l'ero persa. Buongiorno Sveglia Trieste, se vogliamo che Trieste diventi grande facciamo una provincia autonoma con la zona franca a Trieste, eliminando la regione, attenzione, e tutte le circoscrizioni che non servono a nulla. Meno politici uguale meno burocrazia. Così Nevio. Cosa ne pensa? Insomma, è una sua opinione, come tutte le opinioni vanno rispettate, mi pare assai poco attuabile, assai poco così realizzabile, credo che non sia nei programmi di nessuno ottenere questo tipo di cambiamento del territorio. Quindi ci teniamo alla nostra regione, ci teniamo alla città, che è una delle città peraltro più belle d'Italia, probabilmente, se non veramente la migliore, ed è una città di grande interesse anche per tante persone che vengono dall'estero. Quindi vedrei più ottimismo di quello che appare.
Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Sono Luisa. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Buongiorno, ecco, mi ha colpito la signora che ha parlato dei campi concentramenti, eccetera, perché è il primo anno che non vado alla Risiera, sono la figlia di un deportato che era nella Resistenza. Luisa, prego. Sì, e ha parlato che non bisogna mai dimenticare, perché mio padre è stato bruciato in forno crematorio 16 aprile del 44. Io avevo 3 anni, mia sorella 1 anno. Era nella Resistenza contro il nazismo e il fascismo. E difatti mia madre aveva 20 anni, che è rimasta vedova con 2 figli, e io sono nata, pensi, nel 41, che c'era la piena guerra, avevamo fame, un disastro. Questa signora mi ha fatto ricordare tante cose, perché sono andata in Risiera perché stavo poco bene, avevo un poco di alterazione. È il primo anno dopo tanti anni che vado, però ho un'età che sono l'ultima testimonio, e dopo penso, ho paura che andrà tutto in niente, ho paura, perché bisogna ricordare questo, che quanti sono morti per la libertà, quanti hanno dato la vita, ragazzi. Mio padre aveva 33 anni, bruciato, ho tutti i documenti, mi hanno dato la medaglia d'onore e tutto, però c'ho ancora il cuore che mi sanguina, e ormai sono l'ultima testimone, penso, e il mondo non va bene. Vi ringrazio tanto, buongiorno. Grazie per la sua testimonianza. Sì, credo che ci lasciamo con questa testimonianza così sofferta. Dichiariamo tutta la nostra prossimità a questa signora e a tutti quelli che hanno avuto vicende così terribili in famiglia. Il discorso di ricordare sta diventando un assillo, perché i testimoni stanno sparendo, quindi viva i libri, viva i programmi televisivi, viva i docufilm, viva tutto ciò che può servire a ricordare ai ragazzi e ai giovani questa cosa, ma a tutti, perché anch'io, che sono ormai anziano, ma non ho vissuto quel periodo, l'ho ricostruito attraverso letture e attraverso testimonianze, di cui sono molto grato a chi le ha fatte, perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto vedere quello che c'è stato, che tutti vorremmo che non si ripetesse mai più da nessuna parte del mondo. Bene, naturalmente cerchiamo, se riusciamo, ma abbiamo davvero poco tempo, di vedere le ultime mail per... vediamo se riesco a recuperare quella che cercavo. Buongiorno, eccolo qui. Buongiorno, perché il Comune non ha disposto la gratuità del servizio del primo giorno di rientro in servizio del tram? Ci sarà la solita folla di politici, giornalisti, eccetera, eccetera. Buona giornata. Beh, insomma... Alberto che ci scrive, del tram se ne parla tanto, domani ovviamente la gente andrà lì, però auspicava una corsa gratuita per la prima giornata. È una buona idea, una telefonata al sindaco. non sarebbe male, dice. Vabbè, dai, insomma, domani giornata storica, il tram dopo 8 anni e mezzo riprende. Io sono riuscito ad andarci in più occasioni, perché quando arrivai, io non sono di Trieste, e quando arrivai però a Trieste ebbi dopo 4 anni ci fu l'incidente, quindi riuscì a salire sul tram più volte. In extremis. In extremis, sì, ce la feci, fu molto bello. Bene, io ringrazio Silvano Magnelli, Partito Democratico, per essere stato con noi. Grazie, e ovviamente le auguro una buona giornata, naturalmente a presto, rivederci. Grazie a voi per averci seguito. Vedo che c'è una telefonata, mi dispiace non riusciamo a sentirla, la sentiremo dopo la pubblicità, ma ci sarà inevitabilmente un altro ospite, a fra poco. Ben ritrovati in diretta con Anastasia Doglia, Forza Italia, capogruppo della... Che casino. Quarta circoscrizione, lo sapevo, ce l'avevo sulla punta della lingua. Anastasia, ben trovata. Ben trovato a te, grazie per l'invito, un cordiale saluto a tutti i telespettatori che ci seguono. Allora, c'è una telefonata che ho promesso di sentire subito, che c'era l'ospite precedente ma non abbiamo fatto in tempo. Accogliamo chi c'è con noi al telefono. Pronto, buongiorno. Buongiorno.
Mi allaccio al discorso della ciclabile abbozzata al fianco dell'università. Sì. Lancio un'ipotesi. L'ipotesi è che l'imprecisione è tale, viste le vostre immagini che avete mandato in onda, l'imprecisione è tale che sicuramente non è stata fatta da un tecnico, ma è stata fatta da un suggerimento di un buon tempone, definiamolo così, che voleva suggerire di raggiungere verso il nord la 17 e poi scendere, ipotizzava quindi una discesa attraverso l'ospedale psichiatrico per indicare una possibile ciclabile da realizzare secondo la sua idea. Però il percorso si tratta di fatto di un'invasione della strada che già è stretta di per sé e pericolosa di per sé, che mi sembra improbabile come ipotesi, stando così l'orografia del territorio, no? Sì, cioè quindi, qualcuno potrebbe aver messo mano per suggerire, diciamo... Esatto, questa è la mia ipotesi, perché l'imprecisione del disegno, l'unica cosa che riguarda è la pittura gialla, che come si sa è temporanea. L'ipotesi è che abbia voluto suggerire un'indicazione di possibile realizzazione di una ciclabile che va in questo senso di cui elencavo prima. È un'ipotesi, grazie, è un'ipotesi interessante, non so nulla, prometto che mi informerò meglio, non so chi di noi aveva già visto questa cosa della pista ciclabile che scompare. Se fosse come dice il telespettatore sarebbe fichissimo, cioè giornalisticamente parlando, cioè una persona prende, disegna piste ciclabili che scompaiono per suggerire di farle. A scomparsa, mi sembra un po' uno scenario degli eroi della Marvel. Generalmente ci sono dei tecnici del comune che si adoperano per questo, dopo andrò anch'io a vedere personalmente come è strutturata, grazie del suggerimento del nostro telespettatore, ma mi pare un po' surreale, dopo sa mai tutti sbagliano, ma sarebbe da verificare. Sarebbe da verificare, ma certo, infatti premetto che non so nulla. No. Allora, prima in fuori onda parlavamo che, insomma, di ricordare anche quello che è successo, purtroppo il tragico incidente di mercoledì mattina, ha costato la vita a Luca Grieco, 26 anni, giovane di Forza Italia che ha militato appunto nel vostro partito e operatore e agente immobiliare. Una tragedia che ha sconvolto tutta la città. Esatto, una vita troppo giovane, strappata così, e io tanto volevo fare le condoglianze alla sua famiglia, a tutti gli esponenti del gruppo Giovani Forza Italia, a Forza Italia ai miei colleghi e anche ai suoi colleghi della FIAIP, di tutte le agenzie immobiliari di Trieste. È stato un colpo duro per tutti e lo ricorderemo sempre. Volevo anche, purtroppo sono giorni tristi questi, anche ricordare Paolo Perini, che è stato presidente della sesta circoscrizione, che è venuto a mancare martedì. Anche lui faccio condoglianze alla sua famiglia, ai figli, nipoti, perché era diventato nonno, e ai colleghi di Fratelli d'Italia e tutti i consiglieri presidenti delle circoscrizioni di Trieste. Non sono stati bei giorni quelli vissuti ultimamente. Assolutamente. Torniamo alla telefonata. Pronto, buongiorno. Paladin, buongiorno a lei e alla sua ospite, Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno Anastasia. Allora, io volevo dire una cosa, a parte il fatto che siamo tutti basiti quando una persona giovane o anche di mezza età se ne va così improvvisamente, anch'io do le condoglianze alle famiglie perché è veramente una cosa, poi Perini lo conoscevo abbastanza bene, ecco. Allora, volevo dire, quella pista ciclabile, l'ho detto ieri, ma voi non c'eravate, è stata cancellata. Erano le righe gialle, vuol dire che è provvisorio, giusto? Se ci sono le righe gialle che delimitano. Quella strada è da 40 anni che era in quelle condizioni, coi muri che cadevano, era dissestata, sui marciapiedi, tutti parcheggiavano. Era un disastro. Adesso attendiamo un po' con pazienza che chi fa il progetto e chi è preposto a queste cose la metta in ordine, perché non è possibile. È stata cancellata ieri, la rifacevano in un'altra maniera, l'altro ieri.
Non mi ricordo se nuovamente con le righe bianche o gialle, non lo so. Comunque è una strada stretta, io non eliminerei, anche se odio le biciclette, sono sincera, no? Non eliminerei la pista ciclabile, eliminerei piuttosto i parcheggi che questi studenti veramente al mattino, tutti dicono di adoperare i mezzi pubblici, però vengono su con le macchine e esigono il parcheggio. Questo è anche un problema che bisogna che venga risolto, perché non si può andare all'università persone che insomma hanno una certa età con questi macchinoni, macchinette o indifferente, basta vedere d'estate che i parcheggi sono disponibili, è tutto vuoto, vuol dire che ci sono gli universitari che parcheggiano. Io eliminerei il parcheggio dall'università verso la fermata della 17, lì non ci parcheggia più nessuno e poi vediamo come si arrangiano. Mi spiace essere così determinata, ma il fatto è proprio questo. Grazie. Grazie il mistero della ciclabile fantastica. No, farò comunque una segnalazione, parlo un attimo, può essere che sia appunto una cosa temporanea che deve essere ultimata, perché comunque sono anche finanziamenti che vengono stanziati, i lotti, c'è la gara d'appalto, abbiamo tanta carne al fuoco in comune, tante volte ci sono anche delle urgenze, per cui penso che non sia stato un errore, ma è una cosa solo temporanea, ma comunque al di là delle battute segnalo, comunque mi confronterò con gli uffici. Allora, lei è in prima linea per quanto riguarda il nuovo progetto condiviso tra farmacie e Polizia di Stato per quanto concerne la sensibilizzazione sul tema delle truffe alle categorie fragili. Sì. Il questore, l'abbiamo intervistato l'altro giorno, insomma, è qualcosa di importante, l'abbiamo commentato molto anche con l'ospite precedente, è odioso questo fenomeno delle truffe a danni di anziani, ma in realtà non solo, ai danni di tutti, ne vediamo di tutti i colori. No? Sì, purtroppo è un fenomeno che si sta incalzando sempre di più nella nostra città, ma come anche nelle altre. E ieri è stato stilato un accordo, è stata fatta la conferenza stampa in questura, appunto c'era il questore Ostuni, il presidente della categoria nostra Marcello Milani e verranno distribuiti da parte anche delle farmacie, ci sarà questa sinergia tra Polizia di Stato e farmacie, Federfarma, per sensibilizzare le fasce deboli, quindi salute e sicurezza. Questo lavoro è molto utile e capillare proprio per dare le linee guida su dei possibili segnali di una truffa in corso, finti avvocati, mail, messaggini che ti arrivano, che si spacciano per banche, la persona che ti saluta in maniera troppo amichevole per strada. Tra l'altro colgo l'occasione che questo è un lavoro capillare che lo stanno facendo anche i carabinieri. Infatti abbiamo un dépliant. Anche una locandina, perché quelli di Federfarma mi devono arrivare, ma abbiamo anche queste. Contro le truffe agli anziani. Ok, questo è quello che viene distribuito dall'Arma dei Carabinieri. Sì, io giusto? Sono in contatto anche con... anche in farmacia? Sono in contatto con il comandante Cigni della caserma di Viermet e il comandante Di Maio della caserma di Scorcola, due persone molto attive sul territorio. Noi di Forza Italia sosteniamo tantissimo anche il discorso di poliziotto e carabiniere di quartiere. Quindi qui c'è una didascalia, scusa interrompo, ma solo per spiegare, una didascalia che spiega anche sia il funzionamento delle truffe, di chi contattare per non incappare appunto in certi tranelli, avvertire subito il 112 qualora ci fosse un atteggiamento sospetto. Naturalmente qui aggiungo io, perché sto leggendo e guardando attraverso il dépliant, non ho l'occhio bionico, aggiungo io che ovviamente mai aprire la porta a sconosciuti che ti chiedono soldi oppure a persone che vengono a domandare denaro anche al telefono, nessuno è autorizzato, no, a fare queste cose, quindi mi raccomando, sempre diffidare da qualsiasi minimo elemento sospetto. Se ricevete una mail che magari è anche un po' come dire sgrammaticata, scritta male o che non si capisce il mittente, eccetera. Un indizio dubbio di una banca, per esempio. Brava. E quindi dicevo, anche noi come Forza Italia siamo molto sensibili alla sicurezza di quartiere, quindi anche il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, che può essere appunto carabinieri, polizia locale, un pattugliamento capillare anche a piedi lungo le vie.
qualcosa viene già fatto, infatti spesso in Ponte Rosso veniamo visitati dai carabinieri che partono dalla caserma di Via Ermet, vengono a piedi, ci chiedono come va, gli raccontiamo un po' cosa succede in zona, gli facciamo delle segnalazioni se ci fossero. Fanno anche proprio un report che sono passati, quindi attestano il loro passaggio e questi mi sono stati consegnati proprio a mano in farmacia, ma come anche in altri punti vengono lasciati. Quindi questo lavoro deve incrementare, mi sono scritta anche col questore appunto, merito, e quindi il pattugliamento di quartiere è anche importante, con presenza fisica, a contatto stretto col cittadino, che un po' può dare consigli ma anche funge da dissuasore in caso di passaggio di malintenzionati. Certo. Per poi non parlare della famosa questa strategia della colla sulle porte che ormai tutta la città è interessata, per cui ci vuole un rinforzo da parte di tutti gli operatori delle forze dell'ordine che noi abbiamo e che ci stanno adoperando. Allora, andiamo in pubblicità, poi sentiremo la telefonata in attesa. Ci vediamo fra poco con Anastasia Doglia, Forza Italia, fra poco. Ben ritrovati in diretta. Anastasia Doglia, capogruppo della quarta circoscrizione di Forza Italia. Quarta. Capogruppo Forza Italia della quarta, se no sembra che sono il capogruppo di tutta la circoscrizione. Io sono un disastro da questo punto di vista. Solo basta invertire. Sono davvero un disastro. C'era una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi, sono Cristina. Buon venerdì a tutti. Grazie. C'è tanto da dire. Allora, io ho una figlia a Trieste, vado ogni tanto a trovarla, sì, perché fa l'università anche Sara, ma arrivo al problema, è bellissima Trieste, andiamo in giro col cane, sì, piace molto a tutti questo cane, preso in rifugio. Il discorso è che, ecco, io da tanti anni uso la bicicletta, mi vedono tutti, io saluto, sono una che saluta tutti, sempre stata, amo molto la bicicletta, sono molto spericolata, molto attenta perché sono molto attenta, come dicevo, andavo anche in motorino, avevo il califo, io a 60 anni non li dimostro, assolutamente piste ciclabili, lasciamo l'auto a casa una volta a settimana obbligatoriamente, così anche perché sappiamo che la bici non è inquinante e fa bene, insomma, aiuta lo spirito, il corpo e via dicendo. Insomma, sì. Vorrei che questo si realizzi, ma sempre di più, perché comunque, ripeto, la bici è un automezzo che è utile per andare a lavorare, ma arrivi velocemente, sì. Ripeto, io sono una spericolata con la bici, io amo la bici. Ecco. Vi saluto e tante cose belle, buon fine settimana. Faccia attenzione in bici, non sia troppo spericolata, mi raccomando. Va bene? No, ha messo giù, vabbè. No, saluti la signora Cristina. Grazie Cristina, che comunque diciamo che ci suggerisce un tema di cui parlavamo anche prima, cioè l'inquinamento acustico, di conseguenza le tante auto in città, bisognerebbe andare più a piedi, più prendere i mezzi pubblici. Adesso la Trieste Trasporti sta come dire, potenziando la flotta con quelli elettrici. Domani forse partirà il tram. Domani forse auguri partirà al nostro sindaco che domani compie gli anni, tra l'altro. Faccio anticipatamente perché domani non sarò in diretta. Un grande abbraccio al nostro sindaco Roberto Di Piazza. E lei lo riprenderà il tram? Io lo prendevo sempre perché io sono nata a fianco al tram. Io sono nata all'inizio della quarta circoscrizione, stavo in via Commerciale, angolo via Pauliana, e il tram l'ho preso un'infinità di volte. È sempre stato piacevole perché praticamente vai sull'altipiano, hai questa funicolare praticamente che va in salita in mezzo ai boschi, al verde, e panoramica, è un mezzo alternativo, originale, che appunto poche città vantano di averlo. Incrociamo le dita per domani.
Non vedo l'ora di riprenderlo veramente, perché era piacevole, perché va un po' più lentamente rispetto agli autobus e comunque Trieste Trasporti Trieste funziona molto bene. Io ho usato per anni gli autobus, ho avuto l'abbonamento, infatti sono più per autobus, scooter e bicicletta che automobile, perché ci si muove più rapidamente e in maniera più mirata. E quindi aspettiamo con ansia la ripartenza. La ripartenza del tram. C'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dottor Paladin, e buongiorno alla signora Anastasia. Buongiorno. Un nome difficilmente dimenticabile. Un abbraccio a lei. La ringrazio che mi ha mandato l'email. Mi ricordo tutto di quel che ancora ho un poco di memoria. Se quella che mi salva mi fa stare in vita, perché in carcere non posso andare più, ho tante limitazioni, però la memoria mi serve. Grazie signor Gianni. Lei che l'ha sentata Kleiner Berlin, che l'ha fatto quella serata letteraria, che era anche gli autori del Trieste nascosta. Dunque avevo due che avevo saputo di tutto e di più. Io invece devo sfogliare le solite pagine, però ho una discreta conoscenza della mia città e come che ho detto sempre, voi avete un scrigno, là il 3/4 di storia di Trieste, di prima che dopo se il 1719 e veramente il 1769, perché dell'Asia sta liberato tutto il Portofranco per tutti. Aveva tanta roba che sarebbe assai bello se qualche esperto, come che viene anche qua a Trieste, quei due professori, il dottor Cafagna e il dottor quel giornalista che parla degli Asburgo, che mi ascolto tanto volentieri, perché sempre mi interroga qualcosa, però purtroppo con il professor Cafagna l'ho cercato ma non si arriva a parlare, si vede che non l'accetta, non so, e questo un poco dispiace, perché se ha delle piccole robe da sapere, c'è curiosità, ma però purtroppo le resta inevase. Comunque la Trieste di un tempo è un poco cancellata. Io mi ricordo quando che si andava in giro, io sono del 34, con questo che ho detto tutto, conosco tutto. Lei è la storia. C'è che parlare della memoria, tutto. Mi ero sempre in strada, perché sono nato in strada. La mia cultura è quella della strada, e la strada mi ha fatto fare tante conoscenze e tanti incontri. Adesso voi parlate di biciclette, del che bel che sei, aveva un poco tutto, avete tutto e di più. Noi per andare in bicicletta era 2 o 3 della città di Trieste che affittava per un'ora, e lei per andare in bicicletta la doveva portare la carta d'identità di uno della famiglia e più i soldi che voleva, e guai se la ritornava dopo. E siccome non ce l'aveva orologio, perché se era poveri, ma proprio poveri, se doveva cercare i 2 o 3 orologi che erano nella città, e allora la tornava. Ecco, adesso non voglio farla lunga, ma volevo dire che è una città meravigliosa. Che purtroppo non avevo, ma anche sono contento che non avevo tanti mezzi, né mia moglie, se chiamavo mia moglie, se chiamavo e andavo a guardare la città i giorni che erano gli altri in ferie, perché noi non si poteva, e guardavamo tutti i palazzi, che sono uno più bello dell'altro. Sì. Grazie Gianni, ma devo chiudere perché sennò diventa troppo lunga. Grazie Gianni, che conosce troppo bene la città. Un abbraccio signor Gianni, perché ha sempre degli spunti interessanti, è una persona molto colta, molto semplice, però in realtà sa tantissime cose, mi fa piacere sentirlo. Ma quindi vi conoscete? Ma ci siamo scritti perché lui
ha apprezzato delle iniziative condotte da me, della quarta circoscrizione, da noi di Forza Italia, anche con le atmosfere letterarie, e quando si parlò di Enrico Lucca, che è venuto ospite a una delle serate della rassegna di Trieste Nascosta, è rimasto affascinato perché è un libro che è dedicato a delle parti nascoste della nostra città che possono trovarsi o su un'effigie sopra un portone o all'interno di una bottega storica, come anche noi in farmacia per esempio, e lui conosce il libro e sono delle Trieste proprio nascosta, come dice il nome, degli spunti da approfondire da parte dei cittadini, perché in realtà sempre ci soffermiamo sulle attrattive principali, ma ce ne abbiamo tante. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì. Prendiamo gli autobus che a Trieste portano dappertutto, ci scrive Daniela così. Ma è vero, confermo, abbiamo un ottimo sistema di trasporti capillare che bene o male va a raggiungere tutte le zone. Anche in questi ultimi anni è stato potenziato sia su Muggia che su Trieste, la linea 64 che va anche in Portovivo, abbiamo un sistema capillare anche su Barcola, è sempre in corso d'opera, perché se si può migliorare vedo che ha sempre accolto bene queste iniziative. Assolutamente. Prima parlavamo tanto della situazione delle zone rosse, anche quando era bello. Tanto, in realtà ne abbiamo accennato solo all'inizio. Sono temi forti di grande attualità in questo momento. Una mail ci faceva riflettere su questo, no? Da un lato la sicurezza che va preservata, dall'altro tanti locali che sulla tarda serata giocano molto i loro ruoli con famiglia alle spalle, può essere difficile. No, io sono mi trovo a metà, no, in questa situazione, nel senso che è giusto dove ci sono zone più critiche, dove si sa che c'è più alta concentrazione di certi individui, un po' mettere queste strette, nel senso che più bevono, più si alterano gli umori e quindi si può andare incontro a violenze, risse, eccetera, eccetera. D'altra parte però mi dispiace perché nel contempo vengono penalizzati degli esercenti virtuosi, perché magari uno per errore si trova in quella zona e svolge il suo lavoro, sempre controllando magari la carta d'identità per non dispensare alcolici ai minori, che anche a livello di udibilità non fa schiamazzi, se fa musica, che è accorto anche ai clienti, se c'è qualche cliente che non gli piace non lo fa entrare, perché un esercente ha anche facoltà di dire no, a lei non le do da bere. Quindi sicuramente a livello imprenditoriale purtroppo nell'insieme di questo regolamento sono stati colpiti anche degli esercenti che non meritavano. Purtroppo quando si fa un decreto o un'ordinanza temporanea si va a colpire anche chi non c'entra, perché da una parte si toglie, da una parte si dà. Purtroppo è un gioco di equilibri, questo è un progetto temporaneo, non è che sarà definitivo, io spero che porti i suoi frutti, ma che si possa sviluppare anche in maniera differente, con degli accorgimenti, insomma. Auspico anche nei confronti delle famiglie imprenditori, appunto. Roberto ci scrive, per riavere il tram doveva tornare Trump, così. Simpatica la battuta. Ci sta, grande Roberto. Va bene, dai, facciamo che andiamo in pubblicità, visto che c'è. E poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme ad Anastasia Doglia, capogruppo di Forza Italia in quarta circoscrizione. A fra poco. Ben ritrovati a Trieste, Trieste in diretta, stavo dicendo Trieste in diretta, sveglia Trieste. In diretta. Bene, con Anastasia Doglia, Forza Italia. A proposito del tram che riparte, è un peccato che possa portare, mi sembra, 2 o 3 bici, si dovrebbe trovare una soluzione, credo che dica che si possono portare solo 2 o 3 bici sul tram. Insomma, anche questo è un tema, un suggerimento dei telespettatori. Insomma. Non ne ha mai portate più di tanto, mi ricordo quando lo prendevo che non è che ne vedevo 20 attaccate. Ma poi anche il tram perché non è fatto per fare massa. Dove le metti? Non è un trasporto sul di tetto massa. non puoi, perché c'ha tutti gli agganci della funicolare, non è possibile. No, certo. Mi spiace, ma i veri ciclisti vanno di gambe, perché c'è anche la bicicletta assistita, però i veri si fanno le salite, l'arrampicata santa. Abbiamo il nostro consigliere Lo Bianco che macina chilometri e sicuramente lui pedala
Anche Babuda ogni tanto va su. Sì, è vero. Ci vuole fa bene al fisico. Ci vuole allenamento, assolutamente. Bene, un'altra telefonata, pronto? Dunque, buona giornata caro dottor Gianluca. Claudio. Sono Claudio, appunto. Chiedo se ci sono novità per il giardino di via Boccaccio, tema di cui lei si è occupata. Un saluto cordialmente, grazie e buon lavoro. Grazie Claudio, buongiorno. Ci eravamo andati anche assieme forse. Assolutamente. Più di una volta. È un mio cavallo di battaglia, anche perché io abito là. E ci tengo perché è l'inizio della 4ª circoscrizione, è un'area verde, un polmone per i bambini, i residenti della zona. È luogo di tante problematiche che pian pianino le affrontiamo e cerchiamo una alla volta di risolvere. L'ultima novità, posso aiutare e rispondere a caro Claudio Visentini, saluto calorosamente insieme a sua moglie Graziella. C'era stato un problema, sotto ogni giochino c'è un manto di gomma. Che serve anche un po' per attutire se un bambino cade. Esatto, era malorato, l'hanno tolto, adesso il 15 di gennaio è stato rifatto sotto le altalene, quindi anche sotto l'altra altalena, quella un po' più grande, quindi è un lavoro che è stato ultimato proprio da poco. Ringrazio anzi gli uffici tecnici e il nostro assessore all'urbanistica. Allora, sì, poi magari lì ci torneremo perché erano diverse le segnalazioni anche di tutta l'area, no? Sì. Per quanto riguarda episodi di degrado. Avevamo purtroppo fatto anche un servizio quel giorno sui migranti, perché purtroppo essendo vicino alla stazione, quest'estate ovviamente gioco forza anche la temperatura e tutto. Purtroppo i vicini mi avevano mandato delle foto, dei video dove la notte si mettevano anche lì a dormire. Quindi è un problema che si è espanso in quel periodo, adesso sembra sia rientrato, anche allertato i carabinieri di fare un pattugliamento un po' più intenso in zona e monitoriamo continuamente, cerchiamo poco a poco di risolvere in corso d'opera ogni problematica. Anche perché questo mi aiuta ad allacciarmi al tema dei tanti furti in casa che purtroppo tutta la popolazione sta subendo, un sistema molto generalizzato che va da Muggia a Trieste, dal centro alla periferia. Sì. Ci sono segnalazioni nella zona della 4ª circoscrizione in particolare? Sì. Avete avuto segnalazioni del genere? Sì, ci sono stati dei furti all'altezza di via Udine, all'inizio di via Udine. Poi tantissimo in questo rione qua, San Vito, via Navali, via Madonizza, via Girolamo Muzio. Colla sulle porte, classico sistema che adesso viene utilizzato. Consiglio a tutti di non, intanto i social. Allora, adesso siamo nell'era del millennials, tutti che fanno gli influencer, tutti che postano, sono di qua, sono di là. Tanti fa figa, sono in Costa Smeralda, sono qua, ma vacci, io sono contenta, ma metti le foto o il video quando sei tornato, non quando ci sei, perché tu non sai chi è un tuo follower e potrebbe essere anche un malintenzionato e tu quindi gli stai dicendo guarda non sono a casa, prima di tutto, poi non ci sei, una luce accesa, il tappeto fuori che sia a posto, un segno che qualcuno è a casa, anche se sei in vacanza, mettiti d'accordo con i vicini che non ci sei, che diano un'occhiata. Fai una chat condominiale, fai una chat rionale, esistono già, partecipa. Stai attento a chi viene temporaneamente a fare un lavoro a casa tua, perché potrebbe essere qualcuno che ha degli agganci e sa dove puoi tenere degli ori o delle cose, perché spesso vanno a colpire anche in pieno giorno, a colpo sicuro, dove sanno che quella persona tiene dei valori. Certo. Attenzione a chi abita in condomini dove c'è anche l'apriporta automatico perché magari ci sono assicurazioni medici, attenzione lì perché entra chiunque. Compratevi, cioè, consigli spiccioli, però nell'insieme servono. Ci sono delle telecamere da tenere a casa che in remoto ti colleghi col cellulare, costano pochissimo, hanno un'alta definizione, quindi senti qualsiasi rumore, sono dotate di sensori, un piccolo investimento che non va mai male, segnalare all'amministratore condominio, ai vicini di casa, sempre, sempre. Qualsiasi dubbio, chiamare le forze dell'ordine, non aver mai riguardo, se c'è anche solo un allertato, nel senso, vedo dalla colla, vedo qualcuno che non mi va, una chiamata, una segnalazione 112, tutto resta tracciato e più sono le segnalazioni, più la polizia e le forze dell'ordine intervengono. È un accorgimento che, senso civico e un po' di
autodifesa da parte del cittadino in collaborazione con le forze dell'ordine, perché se no a lupo no. Allora pian pianino le cose vere vanno segnalate e non abbiate mai paura di farlo. Questo è un vademecum molto importante, e soprattutto, cioè, allora, tutto quello che ha detto lei è importantissimo, davvero fondamentale se si va fuori in vacanza, evitare di, soprattutto se si hanno tanti amici o, o tante persone che seguono la vostra attività social, è importante fare attenzione, magari mettere le foto, come dicevamo prima, al rientro dalla vacanza. Io capisco. È una gioia per tutti. Allora, io mi sono tolto da Facebook e dai social perché di base non me ne frega nulla. Era utile per lavoro, però poi troppo casino nella mia testa e non ci stavo dietro. Cioè, tanto non lo usavo mai, no? Quindi l'ho tolto per quel motivo, ma non ho nulla contro i social. Però se li utilizzate, io capisco che fa figo mettere la foto, però mi raccomando, prestare molta attenzione. Ma sì, la vacanza è un momento di gioia per tutti, magari è anche una vacanza agognata, hai messo da parte qualche risparmio, ti viene regalato il viaggio di nozze, è indifferente. Ognuno fa come si può permettere e come deve. E una volta non c'erano i social, tu invitavi i tuoi amici, facevi un album di foto, vieni, ti mostro le foto della vacanza, adesso lo facciamo sui social, però con le dovute accortezze purtroppo, perché non sai mai l'occhio di chi ti guarda, tutto qua. Per il resto, più si va in vacanza, più ci si ristora, ci si rigenera per riprendere la nostra vita frenetica. Assolutamente, assolutamente. Altro tema invece un po' più, come dire, attuale, da cui prima parlavamo delle zone rosse, un tema attuale è sicuramente quello della sicurezza intesa come proprio sicurezza fisica, perché abbiamo visto tanti episodi tra rapine, ricorderete la donna di 78 anni rapinata tra l'altro lì in zona rossa, praticamente ai limiti della zona rossa, perché era via Foscolo. Via Foscolo, sì, stava tornando a casa, signora. Esatto. Sì. Drammatica testimonianza raccolta peraltro ai microfoni da noi di Tele4 della signora che ci ha raccontato. Quindi la gente sta cominciando cioè finché era la rissa fra cittadini stranieri fra di loro, gravissimo lo stesso, però resta lì la gente comincia ad aver paura per la propria incolumità. Sì, perché c'è troppa immigrazione forzata. Spendo una parola da parte di chi si integra, che lavora, che ha tutto il diritto di rimanere e lo considero mio pari, studia, fa un mestiere, ho amici israeliani, somali che lavorano nei sindacati, chi fa il medico, chi lavora in bar, pakistani, afghani bravissimi che sono anche presso ristoranti importanti, che sono diventati anche dei ottimi cuochi. Queste sono persone di grande rispetto, ma chi resta qui non ha voglia di fare, delinque, che torni a casa sua. Non è giusto, perché tutti accolgono e tanti non lo fanno, però i paesi dove non lo fanno tanto di cappello, vedi l'Australia e via dicendo. Quindi tutta questa gente che staziona, cosa fa? Delinque, perché non ha come sbarcare il lunario, perché è annoiata, perché è incattivita dalla società e da tutto, ma non li vogliamo, non è giusto per i nostri cittadini, per la sicurezza. Noi siamo che dobbiamo muoverci in sicurezza, sicuri a casa nostra, è il nostro diritto. Gli anziani che sono soli, fragili, camminano male, non possono pensare di dover avere un incubo solo per andare a fare la spesa. Ho seguito un'intervista alla signora, tra l'altro molto sveglia, molto dinamica, mi ha fatto una tenerezza, mi veniva da piangere, non è possibile. Bisogna trovare un sistema, bisogna, anche a livello europeo, io non ho questo potere, però parliamone, cerchiamo di trovare una risoluzione perché non se ne può più. Troppo per la nostra città. 20 anni fa io tornavo a casa a piedi, anche alle 3 di notte, non mi succedeva nulla. Al massimo incontravo uno un po' ubriaco, si girava dall'altra parte e io proseguivo il mio cammino. Adesso è impensabile, impensabile. Progetti della quarta circoscrizione, c'è qualcosa che bolle in pentola? Siete particolarmente attivi su qualche frangente? Sì, non è un lavoro che viene sempre divulgato perché sono riunioni nostre in sinergia col Comune. Abbiamo da poco discusso la bozza per il nuovo regolamento delle circoscrizioni. Ci siamo riuniti in più puntate, abbiamo fatto un lavoro trasversale di emendamenti, di suggerimenti. L'assessorato della nostra Sandra Savino, se non senatrice,
E quindi adesso il documento verrà inviato al comune, verrà rivisitato, controllato e poi successivamente approvato, modificato come riterranno più opportuno, però ci sono degli spunti perché sono state inserite parecchie novità che potrebbero essere utili anche come migliorativo per anche gestire meglio proprio il nostro lavoro. Un'altra cosa, la scorsa settimana abbiamo fatto un'audizione in Consiglio Comunale, grazie all'assessore Tonioli, politiche sociali, dovremo discutere probabilmente martedì in circoscrizione il parere sul nuovo regolamento sulle rette delle case di riposo comunali, che subentrerà un ISEE molto calcolato, una modalità anche transitoria per parificare situazioni già in essere, per non dover appesantire le famiglie e perché le rette vengono gravate, diciamo, tra virgolette, sulle famiglie in maniera giusta in base appunto al reddito. Certo. Quindi anche un argomento sensibile, interessante. Poi vengono discusse interrogazioni, interpellanze, si è parlato di scuolabus, che speriamo di arrivare a una quadra. Saluto gli amici del comitato dello scuolabus. Qual è lì il problema, la situazione? Perché il scuolabus inizialmente era stato gestito per seguire ogni giorno le corse, adesso è stata tolta purtroppo la corsa del giovedì in base a dei numeri che è meno frequentato, però giocoforza c'è il discorso che il giovedì ci sono delle lezioni anche che finiscono più tardi, quindi magari rientrano più tardi o a quel momento i genitori possono andare a recuperare i ragazzi, quindi la corsa delle 13:10 se non sbaglio è stata soppressa, però ci sono dei genitori che sono rimasti penalizzati. Questo purtroppo perché c'è stato questo spostamento degli alunni dalla scuola Salvo Spaccini, che adesso sono in Largo Pestalozzi, quindi famiglie che risiedono sempre qua in San Vito devono fare le corse la mattina per accompagnare i bambini. Purtroppo adesso è il problema perché tutti i genitori lavorano, sia mamma che papà, e quindi magari non si è nonni. Un caso che i miei colleghi stavano seguendo. Esatto, ma anche i consiglieri nostri della circoscrizione hanno questo problema perché hanno i bambini iscritti lì. Quindi spero che anche tramite il comune, è stata citata anche la Fondazione CRT, insomma in qualche modo di ripristinare questa corsa perché sarebbe utile. Però giustamente anche l'assessorato fa delle valutazioni dei conteggi, no? Speriamo di raggiungere una quadra. Altre cose, in circoscrizione abbiamo anche un po' parlato di commissioni, perché ogni tanto organizziamo la commissione manifestazioni, quindi contributi alle associazioni, che adesso con l'anno nuovo verranno riprese sicuramente. Poi commissione urbanistica, spessissimo facciamo, perché ci vengono dati dei pareri. Adesso abbiamo parlato anche con il nostro coordinatore della commissione urbanistica, che è il consigliere Massimiliano Bartoli, che è con me in Forza Italia, e lui presiede questa commissione. Si parla di pareri di nuovi progetti, tipo un nuovo parcheggio sotto l'edificio sito in via San Michele, dove verrà ristrutturato un palazzo, parcheggi per i residenti, come farlo, l'uscita in via San Michele può gravare sulla viabilità, allora come strutturarlo, consigli, pareri, ci si confronta tra consiglieri, ognuno dà un suo contributo per poi raggiungere a un lavoro finale più giusto e più agevole anche per i fruitori e perché anche per chi transita lungo la via. Questo è un esempio, ma ne abbiamo tantissimi, ogni 2 settimane ci si convoca proprio per queste cose. Io sono a Commissione Commercio, ad esempio, non abbiamo fatto tante riunioni, però si parla spesso anche di mercatini. Certo. E abbiamo avuto anche l'assessore Tonella ospite con i tecnici, si è parlato di un nuovo regolamento anche in merito. Mercatini è anche una cosa interessante, a Trieste si parlava di spunti anche per spostare la zonizzazione anche un poco, quindi oltre Ponte Rosso magari si potrebbe sperare di farlo anche qua in Viale Romolo Gessi. Sì, perché c'era quella cosa che per chi faceva il cibo, no? In Ponte Rosso, gli odori forti, esatto. La musica alta a volte, queste cose qua, no? Troppo tipo di mercatino, insomma anche poi manifestazioni, perché bisogna un po' anche distinguere le due cose, perché ci sono i mercatini fissi, poi ci sono le manifestazioni temporanee, che quindi allora avvengono un breve periodo, poi vanno via, però già c'è esubero di locali là. Poi gli odori, e lì è pieno di case, anche i residenti, insomma, poi anche tante volte lasciano delle sporcizie, quindi andrebbe un po' più regolamentato. Da una parte fa bene per un po' più giro, anche per i turisti, per tutta una parte però, come tutto, può dar fastidio. I residenti giustamente, ma anch'io mi trovo sporcizie ogni tanto fuori dal lavoro, no? Per cui
sempre ci sono dei discorsi di equilibri, bisogna mediare, no? Però francamente si potrebbe potenziare il discorso in altre zone, farlo carino, più a tema. Sono sempre degli spunti da... Bene, riparleremo, dai, sì. Sicuramente. Ho un'altra mail. Gentile redazione, trovo apprezzabile l'iniziativa di creare un volantino ad uso della popolazione, specie la più anziana, sui rischi delle truffe. Credo sia da ribadire a caratteri cubitali un aspetto. La polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine non verranno mai a chiedere soldi per le case, né telefoneranno per chiederli. Da noi la cauzione non esiste, quindi nonne e nonni, nessun vostro caro verrà liberato dietro compenso a fantomatici avvocati o poliziotti, tantomeno consegnando loro perle, catene d'oro e contenuto in denaro dei vostri cassetti. Se qualcuno che non conoscete vi comincia a chiedere soldi con urgenza, chiudete il telefono o la porta. Alessandro chiede, spero possiate ripeterlo anche nella vostra trasmissione. Assolutamente Alessandro, anzi grazie, perché anche a beneficio di chi si colleghi all'ultimo minuto, no? Per dire. Assolutamente. Mai nessuno è autorizzato a chiedere denaro, porta a porta o per telefono. No, perché ci sono i banchetti per strada ogni tanto, se no uno conosce le associazioni dove ognuno è libero di donare come vuole, ci sono i club service che fanno eventi, ci sono tantissimi modi per donare anche in maniera invisibile, nel senso anche tu sei iscritto a un'associazione, ogni tanto fai un bonifico e dai, perché conosci, perché sai, diffidare da tutto quello che ti viene a trovare a casa, anche i finti tecnici della Cegas. Quando vengono a operare viene affitto praticamente un cartello, un portone, oggi ci sarà lettura contatoria, il cambio, non è che vengono così, ti suonano, e allora mai ricadere. Poi ci sono anche i tesserini di riconoscimento, no? Anche. Quindi non è così. Sono un ciclista, abito a Montebello e dato che in febbraio compirò 84 anni devo riconoscere che farei a meno di affrontare a freddo la salita per raggiungere l'altipiano. Il tram è un'ottima soluzione, quindi spero che ci sia la possibilità di usufruire del suo servizio. Così Daniele. Vabbè, insomma, il tram ripartirà domani, quindi ripartirà però in maniera ridotta, no? 19 corse. Esatto, e poi verranno aggiunte le nuove carrozze mano a mano. Assolutamente. Però dai, sarà bello vederlo di nuovo. Ma io sono contentissima. Correre per Trieste o Piccinino. Beh, una delle caratteristiche della nostra città. Poi tanti paragonano, nelle altre città è stato facile così, ma a parte San Francisco o Lisbona, che non fanno parte dell'Italia, cioè Milano o altre parti va su rotaie, va sul piano. Il nostro ha una bella pendenza, quindi anche la complessità di farlo girare tutto, tutte le normative che sono subentrate in corso d'opera in questi anni hanno anche questo contribuito al ritardo, per non parlare del Covid e tante altre cose che sono intervenute in corso d'opera, no? Sì, poi il sindaco richiama sempre la burocrazia. Sì, no? Sì, ma anche questa, siamo in Italia, cioè io spezzo una lancia perché è facile fare opposizione e denigrare, però denigrando non si costruisce niente. Allora, altri temi tra l'altro di cui parlavamo prima, perché poi vedevo anche delle mail che si riferiscono al giornale, che abbiamo letto la notizia, dei parcheggiatori abusivi, un fenomeno che sappiamo sulle rive, un fenomeno curioso, praticamente quando ci sono le navi da crociera non ci sono perché, cioè, a parte che ci sono anche dei controlli maggiori. Sì, e viene interdetta quella zona dei parcheggi. E poi viene interdetta quell'area, quindi sono proprio meno parcheggi. E poi rispuntano improvvisamente quando spariscono le navi e comunque ci sono tanti turisti. È un fenomeno che, insomma, dove la polizia locale ci sta molto dietro, a quanto pare. Anche lì, proprio come le truffe, anche quella è una sorta di truffa, sono parcheggi a pagamento, e già là vuol dire che tu già paghi un servizio, non è che devi pagare la sopratassa al parcheggiatore di colore finto che ti dice guarda sei liberato lì. Infatti io non capisco chi ci cade. Non è che dopo, come può succedere a Napoli, che ti rigano l'auto, che c'è un parcheggiatore, anzi glielo do più volentieri a quello di Napoli che magari controlla anche la microcriminalità, dico, perché poi Napoli è l'arte d'arrangiarsi, è colorita, non va bene comunque, però lì c'ha un suo perché. Ma ci sono le strisce a pagamento, perché devi pagare una sovrattassa? Cioè è palese che non è un operatore, anche tutti gli ausiliari del traffico, i dipendenti di Esatto, i parcheggiatori che controllano se hai messo il ticket, cioè anche loro hanno una divisa, un tesserino per essere contraddistinti, no? Questo si vede con VQPRA, cioè
non capisco la gente che ci cade. Poi secondo me sono sfruttati da qualche organizzazione che gli dice adesso vai, non vai via perché succede qualcosa, poi torna, e secondo me anche prendono la percentuale su quello che incassano, perché sono tutte vittime di sfruttamento questi, deve anche andare un po' a monte. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Riguardo il tram, volevo dare una mia impressione. Mi sembra molto strano che per un incidente dovuto a causa a un errore umano si sia bloccata la linea per 8 anni. Ci deve essere stato qualche tecnico in qualche ente qui a Trieste che ha bloccato appositamente la linea, perché altrimenti in altre città ogni volta che succede un incidente ferroviario non è che bloccano e devono rifare tutti i binari. Anche quella volta in piazza Dalmazia ha avuto un gravissimo incidente con un autobus, se non ricordo male. Ecco, non hanno bloccato mai la linea. Quindi non riesco, qualcuno ha fatto qualcosa apposta. Poi attenzione, devo devo dissociarmi, oltretutto il mio ruolo me lo impone e lo faccio anche volentieri, Sì, perché dissociamo. non utilizziamo, insomma, anche per chi ha chiamato, per tutelare chi ha chiamato, cioè non diciamo cose, uno, che non possiamo dimostrare magari, due, che potrebbero risultare lesive, palesemente false e a rischio di reato diffamatorio. Quindi mi raccomando, attenzione, perché dicendo le cose utilizzate la diffamazione a mezzo stampa sostanzialmente, dicendole poi in diretta televisiva. Io ovviamente mi dissocio da quello che ho appena sentito e niente. C'è un'altra telefonata, pronto? No, evidentemente era rimasto quello di prima, però l'occasione coglie per dire che effettivamente viene rispettata la volontà del sindaco, che dice il mio compleanno, no? Voglio che il tram riparta per il mio compleanno. Doveva partire a gennaio inizialmente. Giocoforza, poi i collaudi hanno dovuto permettere che le stesse persone, i conducenti, si istruissero appunto dell'utilizzo della manovrabilità del tram, e quindi poi a febbraio riparte. C'è un'idea della Trieste Trasporti che aveva comunicato Maurizio Marzi, il suo presidente. Che è un'idea tutto in fase molto embrionale, però di potenziarlo a livello turistico, dando un servizio molto più ampio, anche magari non so, una sorta di guida della città attraverso il tram, e dare lustro a questo importante servizio di trasporto tipicamente triestino, che potrebbe diventare qualcosa di più. Lei cosa ne pensa? Sotto il punto di vista squisitamente turistico, sappiamo che non è un trasporto di massa quello del tram di Trieste, perché una singola carrozza non può portare chissà quante persone, però potrebbe avere una funzione molto più ampia. Assolutamente sì, perché sicuramente quando una persona viene a visitare la nostra città si informa un po', soprattutto se si ferma più giorni, le attrattive e le visite panoramiche che può effettuare. E quindi magari Trieste Trasporti, insieme al Comune, all'assessorato alla cultura, potrebbe istituire una sorta di guida turistica, magari su prenotazione, per non farla stare lì inutilmente. La differenza di biglietto anche. Magari il biglietto magari o si dà un onorario a parte alla persona, o il biglietto comprende l'onorario della consulenza, e a bordo, quando uno sale, si trova questa persona che magari in più lingue va a spiegare il percorso e raccontare un po' Trieste e tutti i suoi scorci, e anche appunto la Trieste nascosta che si cela nei vari passaggi delle vie che percorre il tram. Una cosa che trovo molto carina, faccio un confronto con Lisbona, che ho avuto il piacere di andarci di recente, e lì c'è questo servizio anche di tram, e poi ci sono i tuk-tuk, che è un altro mezzo adattato per affrontare le salite. E per esempio a Lisbona colui che guida, oltre che a guidare, ti fa tutta una carrellata delle zone panoramiche, delle zone antiche, un po' ti narra tutta la città. Per cui trovo che sia una cosa molto gradevole, fa parte della cultura, fa parte del turismo, ma anche qualche nostro triestino potrebbe usufruirne, perché non si smette mai di scoprire
patrimonio importante che ha la nostra città. Assolutamente. Buongiorno, noi non siamo più sicuri a casa nostra, io stessa vengo in città solo per urgenze, da quando a marzo del 2023 alle 17:50 ho subito un tentativo di aggressione fuori dalla biglietteria ferroviaria da parte di un clandestino e un extracomunitario. Saluti Patrizia. Quindi la biglietteria ferroviaria si riferisce appunto alla stazione dei treni. Sì, beh, lì è una zona dove soprattutto prima della chiusura sia del silos che della dismissione, se così vogliamo dire, di quell'accampamento improvvisato, di quegli accampamenti improvvisati al varchi del Porto Vivo. E lì effettivamente sentivamo notizie di cronaca poco rassicuranti da quel punto di vista. Assolutamente, anche nella tabaccheria all'interno del silos dove c'era anche un punto di ritiro Amazon, anche amici miei erano andati per ritirare un pacco e di fronte al tabacchino è scoppiata una rissa improvvisa, quindi basta che tu cammini, passi vicino, magari ti arriva un cazzotto per errore, per dire, o comunque sì, questa persona transitava sicuramente vicino alla biglietteria, ha visto questa signora che magari l'ha vista sola in difesa e ha tentato di aggredirla. A volte si è una preda facile per questi individui se ti vedono così un attimo sperduto. Bisogna stare avere gli occhi anche dietro la testa. Assolutamente, assolutamente. Allora, siamo agli sgoccioli, non so se riesco a leggere magari un'ultima mail, credo di averle lette tutte praticamente. Sì. Richiamano la pista ciclabile, il mistero della pista ciclabile in via Valerio, ma insomma lì ci daremo un occhio. Approfondiremo l'argomento. Ci daremo un occhio anche noi, sì, non è male. Va bene, dai, direi che possiamo chiudere allora a questo punto con Anastasia Doglia, capogruppo di Forza Italia in quarta circoscrizione, che ringrazio. Abbiamo risposto alle vostre mail, alle vostre telefonate, sperando di essere esaurienti anche nella raccolta delle risposte ove possibile alle segnalazioni. Naturalmente sentiamoci anche per quello che riguarda la quarta circoscrizione, cioè se emerge qualche novità di qualsiasi tipo, come spesso facciamo. Grazie Anastasia Doglia, buon lavoro naturalmente. Grazie a voi per l'invito, un cordiale saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e buona giornata. Grazie a voi per averci seguito questa puntata di Sveglia Trieste, vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta alle 13:20 col telegiornale di Tele4, già dalle 13 con appunto l'approfondimento di ore 13, poi alle 19:30 il notiziario serale con tutte le notizie raccolte nell'arco della giornata. Un saluto, un buon proseguimento, grazie. Grazie.